Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di martedì 13 gennaio. E scusate il ritardo, ma qui siamo di corsa che non ne avete un'idea, perché i giornali sono arrivati con un ritardo spaventoso, ogni giorno aumenta il ritardo di consegna, per cui cerchiamo di fornire un prodotto, twittando anche alcuni articoli che sono di interesse, ma vediamo se poi riusciamo a fare anche quello tutto insieme. In ogni caso, bando alle ciance, come si suol dire, e andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera con la notizia della violazione dei computer del comando statunitense. Combattiamo per lo Stato islamico e il cybercaliffato, è il messaggio. Massima allerta anche in Italia sui luoghi di culto ebraico. E per l'attacco a Parigi, scrive il Corriere in prima pagina, in Francia è caccia a 6 complici, mentre Charlie Hebdo torna in edicola, anche con vignette su Maometto. La fidanzata del killer del supermercato kosher in un video a Istanbul, in Turchia. Soldati americani, guardatevi le spalle, stiamo arrivando, siamo nei vostri computer. C'è la firma dell'ISIS, dello Stato islamico, sull'attacco hacker all'account Twitter del comando statunitense in Medio Oriente. In Francia è caccia ai complici dei killer di Parigi e Charlie Hebdo torna in edicola con nuove vignette su Maometto, scrive il Corriere in prima pagina. Poi vediamo il primo piano fino a pagina 15 su questi argomenti, ma c'è anche la politica italiana. Domani le dimissioni di Napolitano, ancora 24 ore, scrive il quirinalista Marzio Breda, 24 ore colme di impegni da rispettare, virgolette, fino all'ultimo, poi domattina Napolitano si recherà nello studio alla Vetrata e firmerà 4 documenti, dando il via alla procedura che terminerà il suo mandato al Colle, mandato che il Presidente concluderà senza dover esorcizzare le tristezze, dice il Capo dello Stato. Poi c'è un'altra notizia in prima pagina sul Corriere della Sera, 1500 nuovi posti di lavoro a Melfi li ha annunciati FCA, cioè Fiat Chrysler Automobiles, come effetto dell'andamento, oltre le attese, delle vendite della Fiat 500X e della Jeep Renegade. Lo facciamo perché ne abbiamo bisogno. Nessuno assume per licenziare, dice Marchionne, a chi lega la decisione al pur positivo Jobs Act. E ancora in prima pagina la commozione di Emma Bonino, che ha annunciato in diretta su Radio Radicale: ho il cancro al polmone, annuncio in diretta, non divento la mia malattia. E Pannella dice: dobbiamo avere coraggio. Gli ascoltatori di Radio Radicale ieri hanno capito subito che quella di Emma Bonino non era la solita voce sferzante e sicura. Dopo qualche parola la voce si spezza. Recentemente, dice Emma Bonino, mi sono sottoposta a controlli medici di routine che hanno però evidenziato la presenza di un tumore al polmone sinistro. Emma Bonino sa che la scelta di parlare della malattia è umana, ma anche molto politica. Il nome di Emma Bonino è su tutte le liste di possibili candidati al Quirinale. Si rivolge a chi è malato come lei. Dobbiamo sforzarci di essere persone e di voler vivere liberi fino alla fine. Io non sono il mio tumore e voi neppure siete la vostra malattia. E a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, brogli e sospetti affondano le primarie del PD in Liguria. La storia delle primarie regionali del PD, scrive Antonio Polito, sembrava destinata a fermarsi a Eboli e invece è finita alla Spezia. C'è un punto oltre il quale il simbolo della riconquistata freschezza democratica e giovanile del PD si trasforma nello specchio di Dorian Gray, scrive Polito. Questi gli argomenti di prima pagina del Corriere della Sera. L'articolo di fondo è firmato da Massimo Gaggi sui limiti alla privacy, il confine tra diritti e sicurezza, ma tutto il primo piano del Corriere è dedicato, pagine 2 e pagina 3, alla fuga di Hayat, la moglie del terrorista del supermercato ebraico di Parigi. Caccia ad altri 6, oltre a lei, la dama nera, cioè la moglie appunto di Koulibaly, sparita il 2 gennaio, sarebbe in Siria, passando per la solita Turchia, e la filiale magrebina di Al-Qaeda minaccia ancora Parigi. Mistero sull'autore di un video messo in rete 48 ore dopo la morte di Hamedi Koulibaly, l'attentatore del supermercato ebraico. Fuori gioco la moglie, passate al setaccio le cellule del fondamentalismo
Il commento di Guido Olimpio: la Turchia, crocevia dei jihadisti, voli, hotel e facilitatori e reclute. Il Corriere poi parla anche a pagina 3 di Francia blindata, 10.000 soldati sulle strade e oltre 50 attacchi ai musulmani, scrive il Corriere della Sera. Quanto invece alla cyber jihad nei siti militari americani, sono stati resi pubblici numeri di telefono e mappe violati da presunti simpatizzanti dello Stato Islamico, i profili Twitter e YouTube del Comando Centrale degli Stati Uniti. Obama su Twitter dice: se ci dobbiamo connettere a internet dobbiamo essere protetti. Lunedì 12:27 Obama cinguetta su Twitter: se ci dobbiamo connettere a internet dobbiamo essere protetti. La risposta al suo consiglio arriva rapidissima. Sul Twitter presunti simpatizzanti dell'ISIS scaricano la loro bomba. Stiamo arrivando, soldati americani, guardatevi le spalle. E lo scrivono sull'account Twitter del Comando Centrale, lo snodo strategico che da Tampa, in Florida, coordina le operazioni in Medio Oriente e in Afghanistan. I cyberpirati hanno attaccato il profilo, ne hanno preso possesso per poi diffondere informazioni sui militari. Una storia con molti interrogativi, visto che, secondo gli attivisti di Anonymous, l'autore dell'assalto risiede nel Maryland, cioè vicino alla capitale statunitense. Chiunque sia l'hacker, per alcuni minuti semina elenchi telefonici, nominativi di alti ufficiali, mappe militari su Cina e Corea del Nord. A suo dire materiale riservato, informazioni top secret sottratte durante l'incursione nell'archivio digitale. Una cartina indica le installazioni militari del regime di Pyongyang. Un'altra, postazioni cinesi con scenari bellici. Il Pentagono reagisce e dice che non è una bella cosa. Conferma l'avvenuta intrusione su Twitter e YouTube, ma nega che i file rilanciati siano segreti. In effetti non lo sembrano neppure agli esperti. I militari minimizzano la minaccia e cercano di rimediare alla brutta figura. L'account è sospeso, interviene l'FBI che affianca gli investigatori in divisa nella caccia ai colpevoli. Gli agenti esaminano la prova principale. Sulla pagina CENTCOM gli hacker hanno scritto I love ISIS e Cyber Caliphate, Cyber Califfato, e hanno piazzato la foto di un militante con la keffiyeh bianca e nera. Sul canale YouTube hanno caricato video di propaganda del movimento jihadista, segni che paiono degli sfregi. L'attacco è ad effetto, scrive ancora Guido Olimpio sul Corriere della Sera, perché cade in un momento di tensione internazionale. Inoltre è in contemporanea a importanti interventi del presidente Obama sulla cybersicurezza. Non potevano scegliere momento migliore per colpire. Gli specialisti si chiedono chi possa essere stato. La rivendicazione dell'ISIS è un solo indizio generico e non una prova. Il movimento del califfo ha militanti capaci anche col computer, ma non convince troppo il linguaggio usato dagli hacker e la segnalazione di Anonymous spinge a guardare più vicino e non alle terre del califfo. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera, allerta massima anche in Italia, dicono gli 007 italiani, rischio di attentati, controlli potenziati in Vaticano e accessi limitati al ghetto ebraico di Roma, in pericolo di lupi solitari in azione per vendicare la morte degli jihadisti di Parigi. E poi sempre a proposito di Parigi, la frase shock del comico Dieudonné, il quale aveva già inventato la quenelle, cioè un gesto antisemita adottato anche da alcuni calciatori francesi. La frase shock di Dieudonné che gli costa l'indagine per apologia di terrorismo. Il comico antisemita ha scritto su Facebook, dopodiché la pagina è stata rimossa: dopo questa marcia storica, ma che dico leggendaria, istante magico uguale al Big Bang che creò l'universo o in misura inferiore, più locale, all'incoronazione di Vercingetorige, me ne torno a casa. Sappiate che, per quanto mi riguarda, io mi sento Charlie Koulibaly, con il cognome dell'attentatore del supermercato ebraico di Parigi. Lo slogan storpiato mette insieme le vittime e i carnefici, la satira e il terrorismo. Dieudonné è riuscito ancora una volta a indignare i francesi con le sue parole, ad attirare la rabbia dei politici, un'aberrazione, ha detto il premier Manuel Valls, e l'attenzione della magistratura, che ha aperto un'inchiesta per apologia di terrorismo. Il comico, già condannato per antisemitismo, inventore di un gesto simil nazista anti-ebraico, adottato dopo i gol da calciatori come Nicolas Anelka, ha cancellato da Facebook il messaggio, ma non ha chiesto scusa. Ha scritto una lettera aperta a Bernard Cazeneuve, il ministro degli interni, in cui accusa il governo francese di trattarlo come il nemico pubblico numero 1.
Mentre nasce il nuovo Charlie Hebdo, una vignetta su Maometto in 3 milioni di copie. In copertina Maometto con lo slogan, il cartello davanti al petto, Je suis Charlie, e il titolo Tout est pardonné, tutto è perdonato. La copertina di Charlie Hebdo in edicola domani. In Italia viene distribuita con Il Fatto Quotidiano, la rivista. Charlie Hebdo lo trovate domani insieme a Il Fatto Quotidiano. Il proprietario del supermarket kosher di Parigi invece dice: sono vivo per miracolo e adesso me ne vado dalla Francia, parto per Israele. L'Eliseo non ha apprezzato però l'invito di Netanyahu a emigrare. Freddezza di Hollande in sinagoga. E le lacrime del romanziere Houellebecq in televisione. Je suis Charlie, ha detto anche lui. Anche Michel Houellebecq, lo scrittore più celebre e controverso di Francia, dice Je suis Charlie. Ieri sera Canal Plus ha mandato in onda l'intervista registrata giovedì all'indomani della strage a Charlie Hebdo. Nell'ultimo numero del giornale, uscito mercoledì 7 gennaio, poche ore prima dell'attentato, in copertina c'è Houellebecq vestito da mago che predice nel 2022 farò il Ramadan. Quel giorno è uscito Sotto missione, il romanzo nel quale Houellebecq immagina nel 2022 una Francia islamizzata, un presidente musulmano vincitore delle elezioni in Francia. Nell'intervista Houellebecq non trattiene le lacrime per la morte del suo amico l'economista Bernard Marise. Il mio libro non è islamofobo, assicura, quanto all'ipotesi di essere strumentalizzato da Marine Le Pen la sfida. Che ci provi. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera, in Germania Angela Merkel sfida i cortei xenofobi, cioè il movimento Pegida anti-islamizzazione della Germania, e avverte che il trattato di Schengen non si tocca. La cancelliera tedesca ha anzi detto che l'Islam appartiene alla Germania e oggi Angela Merkel sfilerà con i musulmani. Il Corriere mette un'immagine della cancelliera durante una manifestazione contro il movimento Pegida, cioè contro il movimento che a sua volta è contro l'islamizzazione dell'Occidente. Un'immagine diffusa, meglio un cartellone, durante una manifestazione anti-Pegida, è un'immagine della cancelliera col velo alla manifestazione anti-Islam a Dresda. Signora Merkel, questo è il popolo, dice il manifesto, variando uno dei più noti slogan di Pegida. Pegida, patrioti europei contro l'islamizzazione dell'Europa, è un movimento nato soltanto 3 mesi fa. Sfilano a Dresda ogni lunedì. L'Italia è allineata alla posizione tedesca col ministro degli esteri Gentiloni, il quale dice che la libera circolazione, cioè Schengen, non è in discussione, non si tocca, come dice Angela Merkel, che oggi sfila con i musulmani. Mentre l'America si scusa, il presidente Obama ha detto: scusatemi, non ho partecipato alla marcia di Parigi, mi sono distratto un attimo, alla marcia dovevamo esserci con un profilo alto, dice Obama, che non c'è andato. Mentre Stefano Montefiori, sempre da Parigi, si occupa degli improbabili campioni di libertà, dal russo Lavrov all'ungherese Orban, dal turco Davutoglu al gaboniano Bongo, a Parigi hanno sfilato rappresentanti di governi che limitano il diritto di espressione. E sempre dal Corriere della Sera, infine, l'articolo di Giuseppe Laras, che inizia in prima pagina, già rabbino capo a Milano se non ricordo male, comunque la crisi dell'Occidente per l'ignoranza della Bibbia. Il rabbino Giuseppe Laras sottolinea la Bibbia messa ai margini, la crisi del cristianesimo. Violenza e fanatismo non esauriscono l'Islam, ma sono un problema religioso che lo riguarda. La giornata della memoria è anestetizzata dalle cerimonie in Parlamento e al Quirinale. I politici europei hanno responsabilità enormi anche del sangue finora versato. È stato necessario un attore come Benigni per far di nuovo parlare di Bibbia e di Decalogo. Giuseppe Lara, nato a Torino 79 anni fa, rabbino capo di Ancona, Livorno, Milano e poi ancora Ancona, dal 2003 presidente del Tribunale Rabbinico nel centro-nord Italia. L'Europa, dice Laras, sconta un'incapacità nel comprendere lo Stato di Israele. A una certa politica miope, gli ebrei piacciono solo in quanto morti da ricordare e non come soggetti con cui confrontarsi. A proposito degli ebrei, c'è anche da segnalare l'articolo di Riccardo Ruggeri su Italia Oggi. Italia Oggi lo riassume così: a pagina 6, dopo la strage del supermercato ebraico di Parigi, l'Hyper Kasher, lo slogan Je suis Charlie avrebbe dovuto trasformarsi in Je suis Charlie juif, cioè ebreo. Troppo per costoro. L'establishment europeo al potere, radunatosi in Place de la République,
sfila alla testa di un corteo di 1,5 milioni di francesi. Al centro la faccia attonita di Hollande, scrive Ruggeri su Italia Oggi. Le 4 giornate di Parigi ormai sono alle spalle, il momento magico è passato. Lo slogan Je suis Charlie, dopo la strage di Hyper Cacher, avrebbe dovuto diventare Je suis Charlie, juif, ebreo, troppo per costoro. Per 4 giorni ho ascoltato profluvi di parole inutili, spesso idiote. Mi sono piaciuti quelli che sono rimasti in silenzio, fin quando l'hanno mantenuto. Le analisi dei media, tutte a senso unico. Colpendo la redazione del settimanale satirico francese, i terroristi islamici hanno voluto attaccare i diritti e le libertà dei paesi democratici. Ridicole, spesso miserabili, le analisi o proposte dalle destre. Tutti hanno giocato con le parole. Il Financial Times, in rappresentanza delle elite anglosassoni, ha tradotto in elegante inglese la locuzione di Andreotti verso Ambrosoli. Quelli di Charlie Hebdo, in fondo, se la son cercata. Per una volta, con i suoi compari della stampa liberal, il Financial Times è stato sincero, scrive Riccardo Ruggeri su Italia Oggi. D'altra parte, la finanza araba per tutti costoro è un business primario. Canal Plus ha prima bloccato, poi rimandato l'intervista a Welbeck, l'unico intellettuale che avesse previsto tutto, pur nascondendosi dietro la fiction di un romanzo. In realtà, la migliore analisi sta nel video testamento di Koulibaly, il tentatore del supermercato ebraico di Parigi. Lì c'è tutto in quel video di Koulibaly, il resto è fuffa. Con l'uscita del nuovo Charlie Hebdo si passerà dalle normali 30-50 mila copie al 1 milione. La solidarietà a parole verso i colleghi assassinati toccherà il punto più alto, poi precipiterà nell'oblio. Il destino di Charlie è segnato. Non pubblicheranno mai più vignette anti-islamiche e si spegnerà lentamente. La grande sfilata per i boulevard di Parigi è stato un momento di purificazione per tutti, vittime e assassini. Siamo già tornati alle nostre faccende domestiche, alle nostre miserie. Restano 4 selfie. Cosa ci insegna questo evento? Che ISIS, lo Stato islamico, ha un modello organizzativo molto innovativo nella sua linearità. Lo descriverei così: l'headquarter, il quartier generale, è liquido e virtuale, quindi non aggredibile. Il funzionigramma organigramma è una piattaforma che gestisce una serie di app sullo stile delle nostre divisioni prodotto-mercato. C'è la app della selezione del personale, Moschea Minareto, poi quella della formazione, prima teorica, poi sul campo, infine il master, nella sabbia dello Yemen, anziché nei verdi prati di Harvard. Infine, i sentieri di carriera. Gli adepti più fragili sono destinati alla app terrorismo, Koulibaly, i migliori alla app militare, i fratelli Kouachi, altri alla app comunicazione. Geniale il video del prigioniero inglese, il giornalista John Cantley, che promuove il califfato. Immaginiamo per un istante se le Brigate Rosse fossero riuscite a trasformare Aldo Moro in un Cantley che esaltasse alla TV il mondo magico dei brigatisti. L'Italia repubblicana si sarebbe liquefatta. A questo modello guerresco, 88.000 poliziotti e 700 teste di cuoio per uccidere 3 jihadisti in fuga con la Francia bloccata per 4 giorni. Non siamo culturalmente e tecnicamente preparati, scrive ancora Riccardo Ruggeri. Se all'attuale welfare sociosanitario già in crisi aggiungiamo un welfare per la sicurezza diffusa dei cittadini, i bilanci statali saltano. A una comunicazione jihadista tutta basata su alti valori religiosi, il riferimento è un grande testo come il Corano, non un libercolo tipo Mein Kampf di Hitler, e su una capacità operativa ben mixata fra terrorismo, operazioni paramilitari e comunicazioni. Noi cosa opponiamo? Banali analisi sociologiche. Abbiamo deciso di farci governare da queste oscene elite radical chic euroamericane, con leader di tal fatta. Avete osservato anche antropologicamente la prima fila di quei 45 capi di Stato e di governo? C'era di tutto. Con ciò non possiamo certo dare una risposta militare al califfato. Da anni abbiamo rinunciato a combattere per difendere i nostri valori fondanti. Prima nulla facemmo perché ci sentivamo protetti dall'atomica, poi dagli americani, ora ci siamo confinati nei cieli, ma durerà poco. Gli F-35 costano troppo, i droni sono giocattoli inutili. I nostri leader, conclude Riccardo Ruggeri, che faranno? Non date retta a ciò che diranno.
ripiegheranno quanto prima sull'unica risposta alla quale sono culturalmente attrezzati: lo scambio strategico, progressiva sottomissione ai valori islamici, lo chiamano multiculturalismo, abbandono di Israele, mantenere il governo della finanza mondiale e relativi bonus. In un imbarazzato silenzio, la cipria dello scambio strategico, mai sarà dichiarato, ma supinamente accettato nelle coscienze, lentamente ci avvolgerà. Siamo diventati tutti single, non abbiamo più né rabbia né orgoglio, conclude Riccardo Ruggeri su Italia Oggi. A questo punto noi torniamo brevemente al Corriere della Sera, perché c'è da segnalare anche la ripubblicazione di un testo di Tiziano Terzani. Il Corriere della Sera, in perfetto stile equilibristico, diciamo così, buonistico, comunque un colpo al cerchio non alla botte, dopo i testi di Oriana Fallaci ne propone uno di Tiziano Terzani, critico verso l'azione militare occidentale, ma mai indulgente verso il fanatismo islamico. Nelle scuole dove si insegna il fanatismo, il reportage di Tiziano Terzani dal Pakistan del 2001, con i dubbi dell'autore sull'intervento militare contro l'Afghanistan dei talebani. Brevissimamente andiamo alla politica italiana e poi vediamo anche gli altri quotidiani. Naturalmente, oltre a Napolitano e la cerimonia dell'addio, il Corriere trova spazio anche per il ritorno di un classico: Berlusconi e Bossi a cena ad Arcore. Per molti anni fu un punto fisso dell'agenda politica. Alla tavola di Arcore lunedì sera si decidevano strategie e nomine, erano gli anni del centrodestra di governo, il patto di ferro tra il Cavaliere e il Senatur, pochi commensali, sempre presente Giulio Tremonti. L'intesa tra Berlusconi e Bossi ha travalicato la politica. Quando il leader della Lega tornò ad Arcore dopo la malattia, raccontò: ci siamo detti tante belle cose, ieri si sono rivisti un'altra volta. Berlusconi e Bossi a cena ad Arcore, scrive il Corriere della Sera, che dedica poi tutta una pagina alla Liguria. La vittoria di Raffaella Paita alle primarie del PD appesa al verdetto dei garanti. Non c'è ancora la proclamazione, domani la decisione sui ricorsi. Dice Cofferati: siamo di fronte a una novità inquietante. Con delle primarie così si perde credibilità. Ma il vertice del partito, Lorenzo Guerini, portavoce del PD, ha già detto che è tutto a posto, ha vinto la Paita, non rompete le scatole. Il risultato è buono. Mentre l'ex sindaco leghista di Albenga racconta: ho visto pagare gli stranieri che hanno votato, voto pagato, il giallo del seggio di Albenga. Anche il segretario del PD di Savona, peraltro, accusa. Raccontano di calciatori sedicenni portati a votare nelle sezioni di Albenga alle primarie del PD. Molto rapidamente andiamo sempre dal Corriere della Sera a un'altra pagina. Esodati leghisti tentati dalla CGIL, scrive il Corriere a pagina 23. Matteo Salvini ieri ha incontrato un gruppo di lavoratori esodati, ma davanti alla sede di Via Bellerio continua il presidio e la polemica con i 71 lavoratori licenziati dal Carroccio. Alcuni hanno ipotizzato di prendere la tessera della CGIL. Mentre, sempre dal primo piano della politica interna del Corriere della Sera, c'è il ministro dell'economia Padoan che dice che quest'anno la recessione finisce, state tranquilli, la ripresa dell'occupazione seguirà. Così dice il ministro Padoan. Intanto in Grecia, Gheorghe Papandreou, che già fu primo ministro fino al 2011, apre a Tsipras: dialogo sì, ma sulle riforme. La Grecia ha bisogno di recuperare credibilità prima di risanare i conti pubblici. Tornando invece alle cose italiane, il caso delle tangenti Saipem Eni in Algeria, sparite le mail sui milioni, dice l'ex manager Varone, lì c'era l'ok dell'Eni a pagare, ma non so di soldi al ministro dell'economia. Mentre 5 accessi al computer tra la cacciata dall'ufficio e il sequestro dei PM, denuncia l'ex manager di Saipem Pietro Varone, allontanato dal suo ufficio alla Saipem, giusto appunto. I soldi non erano corruzione ma un'imposizione per evitare le trappole nei bandi. Secondo l'accusa Eni avrebbe pagato una tangente di 197 milioni di dollari su contratti e appalti in Algeria. Si indaga sull'acquisto della concessione petrolifera OPL 245 in Nigeria nel 2011. Eni è anche coinvolta nell'indagine su una tangente per appalti petroliferi in Kazakistan da 20 milioni di dollari. Abbiamo la pubblicità, ma anche l'ultima segnalazione dalla prima pagina
dalla pagina di cronaca del Corriere della Sera, i giudici riaprono anche il giallo della morte di Stefano Cucchi. Indagare sui carabinieri, dicono i giudici nelle motivazioni della sentenza. I dubbi dei familiari. Su una Toyota Hybrid ci sono cantanti stonati e cantanti esagerati. Cosa hanno in comune? Sono tutti felici. Con Paper Drive, gamma Toyota Hybrid e tua da €150 al mese con 4 anni di manutenzione e garanzia. TAG 634. Dettagli su toyota.it. Provala durante gli Happy Hybrid Days e scopri la felicità di guidare l'ibrido Toyota. Ti aspettiamo anche domenica. Toyota Hybrid. La felicità riparte dall'ibrido. A Scuola di Business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech & Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAEG 2,39 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica. Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Vuoi iniziare il nuovo anno in bellezza? Con Vichy ti conviene. Oggi in farmacia acquista 2 prodotti Viso Vichy. Il secondo lo paghi la metà. Buono sconto del 50% applicato sul prezzo praticato dal rivenditore sul prodotto meno caro. Operazione a premi valida dal 7 gennaio al 28 febbraio 2015. Regolamento integrale su vichy.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo brevemente al Corriere della Sera con la cronaca milanese, la polemica sul bando per le moschee a Milano e l'ex magistrato e deputato di Scelta Civica Stefano D'Ambruoso che fa un richiamo molto pesante. Nella seconda metà degli anni 90 da magistrato ha condotto indagini sul terrorismo islamico. Adesso spiega di aver depositato un'interrogazione al Ministero dell'Interno, ad Angelino Alfano, sul bando per la realizzazione di 3 luoghi di culto su aree del Comune di Milano. La Giunta, ha detto D'Ambruoso, ha definito requisiti e modalità di iscrizione nell'albo delle associazioni e organizzazioni a carattere religioso presenti a Milano. Ma nell'albo, denuncia D'Ambruoso, risultano iscritte 2 sigle delle liste nere governative di paesi stranieri. In pratica, nell'albo curato dal Comune di Milano sono finite l'Associazione of Italian Muslims, sede in Viale Monza, che è bandita perfino dagli Emirati Arabi Uniti perché è vicina ad Al-Qaeda e ai talebani. Inserimento nella lista nera da parte degli Emirati Arabi Uniti, per questa lista che è stata invece ammessa dal Comune di Milano. L'inserimento nella lista nera è fortemente contestato dal presidente dell'Association of Italian Muslims, Mohamed Ibrahim, che ha chiesto al governo italiano di attivarsi contro una così liberticida iniziativa. Ma la seconda associazione, legittimata dal Comune di Milano, sulla quale ha chiesto lumi D'Ambruoso, è Milli Gorush, organizzazione islamica turca che in Germania conta 30.000 aderenti e che la Germania non inserisce in una blacklist, ma in un report annuale su criminalità e eversione, parlando di associazione legale che attraverso mezzi politici ha l'obiettivo di assicurare che i propri membri possano condurre una vita conforme con i precetti islamici. L'articolazione Milli Gorush italiana ha avuto il riconoscimento all'interno dell'albo del Comune di Milano. 2 sigle dunque islamiche nelle liste nere ammesse dal Comune di Milano. Poi sempre su scala milanese e lombarda c'è la questione degli ex consiglieri regionali che fanno ricorso per i tagli alle loro pensioni, da Borghini a Capanna, da Simone a Zambetti, si sono rivolti al TAR. E sempre dal primo piano del Corriere della Sera in cronaca lombarda, un comune su 4 in Lombardia, il 27%, ha cominciato a tagliare su nidi comunali e assistenza agli anziani. Il rischio sono gli aumenti delle tariffe. Il 64% dei sindaci lo ha già fatto. Il 62% pensa che potrebbe aumentarle nell'anno appena iniziato. Il dato emerge nel dossier sulle opinioni dei sindaci lombardi elaborato dall'ANCI Lombardia. Il 62% dei sindaci aumenterà le tariffe, scrive il Corriere della Sera, che poi lasciamo per andare brevemente a Repubblica. Sull'Expo anche Maroni cavalca la paura, titola Repubblica, bisogna bloccare Schengen, dice il governatore, si rischia l'ingresso di terroristi islamici, no secco del ministro degli esteri Gentiloni
e di Forza Italia. Il Partito Democratico, osserva, quando era al governo voleva ampliare e non chiudere. Ma lasciamo anche Repubblica. Prima diamo un'occhiata però anche al giornale in cronaca di Milano. Expo blindata contro il rischio attentati, più uomini, più di 100 metal detector, 400 telecamere per vigilare sull'area dell'Expo che si apre il prossimo maggio. E poi Maroni dice anche il Papa è per la famiglia. Sabato c'è il convegno della discordia di cui si è parlato nelle scorse settimane. Il governatore conferma il patrocinio della regione Lombardia. Mentre su Santa Giulia inquinata c'è il rischio prescrizione. Il processo, cominciato di fatto l'11 dicembre sulle presunte irregolarità nella bonifica dell'area Monteciti Santa Giulia, rischia il nulla di fatto per prescrizione. Ma vediamo anche il primo piano del giorno, il quotidiano nazionale, perché qui Marinella Rossi racconta una storia che ha assurto un rilievo, è assurta a rilievo non solo locale, la storia di Fatima convertita all'odio da una rete segreta di sostenitori e finanziatori, inchiesta sui contatti della guerrigliera islamica italiana. È stata anche in Brianza. La rete di Fatima, racconta Il Giorno, chi l'ha sostenuta, chi l'ha finanziata, chi l'ha incoraggiata, chi l'ha preparata e chi l'ha aiutata a volare in Siria, chi sul terreno di battaglia dello Stato islamico l'ha presa in consegna e che tipo di rapporti e relazioni intesse in Italia e in Europa. Sulla retrovia logistica alle spalle di Fatima, un tessuto irrorato da miriadi di contatti, va avanti un'inchiesta che, partendo dalla donna convertita più che all'Islam all'integralismo, deve fare i conti con le fughe di notizie sui cittadini italiani convertiti al jihad e divenuti guerriglieri. Su Fatima e sulla rete segreta a sostegno c'era un'inchiesta da mesi condotta dal dirigente della Digos Bruno Megale e coordinata dal procuratore aggiunto dell'antiterrorismo Maurizio Romanelli e dal sostituto Paola Pirotta. C'era perché la preoccupazione tangibile è che l'emersione dell'esistenza della giovane cittadina italiana che da Torre del Greco, Napoli, a Inzago, Brianza, attraverso un paio di matrimoni è arrivata al salto di qualità e perfino al terrorismo, c'è il sospetto che la rivelazione di questa storia abbia fatto terra bruciata alle indagini. Ma non c'è solo Fatima tra i candidati a diventare foreign fighter, cioè combattenti in Siria che poi ritornano. Su altri da tempo si è allungato l'occhio della Digos, nella logica di un monitoraggio costante dei fenomeni che destano allarme. Se ne occupa anche Fausto Biloslavo oggi su Il Giornale, come poi vedremo tra poco. Intanto diamo un'occhiata anche a Repubblica. Repubblica parla della caccia ai complici del terrore in Francia, di Al-Qaeda che promette colpiremo ancora Parigi e di Obama che si scusa per l'assenza alla marcia di Parigi dell'altro giorno. Nuove minacce di Al-Qaeda ai 10.000 soldati nelle strade di Parigi, sono pronti a colpire, hanno compiuto attacchi prima delle stragi. In un video la moglie di Koulibaly in fuga per la Siria con un complice. Nel paese, in Francia, scrive Repubblica, in 1400 sedotti dal jihad. Il premier Valls lancia l'allarme, 2 anni fa erano appena una trentina. Parigi è il primo vivaio di combattenti islamici in Europa. Quanti altri Kouachi e Koulibaly ci sono in Francia? Di quanti aspiranti martiri del jihad è rifornito il vivaio del fanatismo islamico che a Parigi ha sterminato 17 persone in 3 giorni? Fino a mercoledì scorso, giorno della strage a Charlie Hebdo, scrive Paolo Berizzi per Repubblica, l'intelligence francese e gli analisti concordavano su un dato che, con la rilettura che se ne deve fare ora, allarma ancora di più, ovvero che la Francia è, tra i paesi europei, il primo serbatoio di reclutamento per i combattenti stranieri arruolati dal califfo Abu Bakr al-Baghdadi e dalle cellule legate ad Al-Qaeda. La palestra, suo malgrado più prolifica nel fornire volontari alle milizie dello Stato islamico, che hanno preso il controllo di parte dei territori a cavallo tra Siria e Iraq, e ai gruppi qaedisti come Agap nello Yemen e Hakim nel Maghreb. Adesso la Francia dei fratelli Kouachi e del loro sodale Koulibaly si scopre ancor più infiltrata dallo jihadismo della porta accanto. A certificarlo il premier Valls. Sono 1400 i cittadini francesi o residenti in Francia impegnati in Medio Oriente o in procinto di andarci. Un numero, ha detto il primo ministro francese, risultato di un grosso aumento in un tempo molto breve, perché 2 anni fa erano appena una trentina. Sempre da Repubblica, poi l'articolo di Carlo Bonini sul Vaticano, più controlli
mentre gli hacker dello Stato Islamico attaccano l'account, come abbiamo già visto, del comando statunitense. Nelle zone sensibili di Roma, sorveglianza triplicata. Sulle limitazioni a Schengen, cioè alla libera circolazione in Europa, il no di Italia e Germania. Je suis Charlie, Maometto torna in copertina perché non possiamo cedere, dicono i redattori di Charlie Hebdo. Tra i superstiti del settimanale satirico decimato dall'attentato, 3 milioni di copie per il prossimo numero. Sul profeta la scritta tutto perdonato. C'è appunto Maometto in copertina nel prossimo numero di Charlie Hebdo. Maometto tiene in mano a sua volta un cartello, Je suis Charlie, e il titolo di copertina è Tutto perdonato. C'è poi su Repubblica uno stralcio dell'intervista con Michel Houellebecq realizzata da Canal Plus ieri sera. Nessuna islamofobia nel mio ultimo libro, per me conta solo la libertà di parola. Mi sento Charlie Hebdo, è la prima volta nella mia vita che persone a cui volevo bene vengono assassinate. Parlo di Bernard Marie, l'economista. Dovevamo fare un dibattito, dice Houellebecq, perché lui stava scrivendo un nuovo libro sulla Francia e ora io spero che questo libro fosse abbastanza a buon punto da essere pubblicato. Era una persona molto gentile. Sull'ultimo numero di Charlie Hebdo aveva pubblicato un articolo sul mio libro, ma non ho avuto il tempo di leggerlo. Ho saputo che era morto e ora non ho il coraggio di leggerlo. Nello scorso numero di Charlie Hebdo, Houellebecq appariva sulla copertina. La previsione di Michel Houellebecq: nel 2015 perdo i denti, nel 2022 festeggio il Ramadan. Come l'ho presa? Non è male, dice Houellebecq. Certo, ci sono state copertine migliori di Charlie Hebdo, ma è un onore essere stato sulla copertina. Non voglio che mi si dica siete liberi e poi mi si parli di responsabilità. Non ci sono limiti alla libertà d'espressione, anche se ha un impatto forte sulla realtà. E poi i romanzieri usano personaggi reali. Il libro non è islamofobo, dice ancora Houellebecq. C'è gente in Francia che ne fa una lettura disattenta e emotiva. Allora cosa ferisce i musulmani? Chiede il giornalista Antoine Decaune di Canal Plus intervistando Michel Houellebecq. Ma i musulmani non sono affatto feriti dal mio libro, dice Houellebecq. Sente di appartenere alla stessa Francia del Premier, Manuel Valls? Probabilmente no, risponde Houellebecq. Non frequentiamo gli stessi quartieri, non facciamo le stesse attività, no, non è lo stesso paese. Ai miei occhi è il giudizio dei miei pari che conta. Manuel Valls può dire quel che vuole, me ne frego, come me ne frego di tutto quello che verrà detto. E lasciamo Houellebecq per andare invece all'altro articolo, quello di Bernardo Valli, che tenta di magnificare il presidente francese Hollande, la riscossa di Hollande, il presidente normale che vince la sfida del terrore, secondo l'inviato di Repubblica. Soldati davanti alle scuole, una comunità, quella ebraica francese, in ostaggio. Ora abbiamo paura e siamo tentati dalla fuga in Israele. Ma il premier Valls prova a rassicurare questo paese e dice: è la vostra patria, dice Valls agli ebrei francesi. Cecchini sui tetti per la visita di Netanyahu al supermercato Kosher, teatro dell'uccisione di 4 ebrei francesi. Restiamo in Francia nonostante l'odio o daremo a Hitler una vittoria postuma, dice il regista e scrittore nato a Parigi da famiglia ebrea immigrata dall'est, Claude Lanzmann. E sempre da Repubblica, da segnalare anche l'articolo dello scrittore turco Orhan Pamuk, non uccidiamo la speranza dei musulmani che vivono in Occidente, attaccare il diritto alla libertà di parola, non importa quale, col terrore, gli omicidi o la censura, è attaccare la dignità e la creatività umana. In Turchia Twitter e YouTube sono vietati e la satira è sotto pressione, dice lo scrittore turco. Sono sicuro che non cadremo nella trappola dell'islamofobia. E sempre da Repubblica facciamo un salto anche alla pagina di politica interna. Il metodo Renzi per il prossimo Presidente della Repubblica. Farò un nome solo, ha detto Renzi, senza rose, cioè senza alternative, e sarà uno di noi, del PD, il prossimo Presidente della Repubblica, annuncia il Premier. Ma la sfida del Premier non esclude un incontro con Berlusconi. Il primo obiettivo è compattare il partito. Venerdì la direzione del PD. Consultazioni con tutti i leader, ma evitando che altri scelgano dal mazzo dei democratici. Il segretario non faccia il furbo, dice Ugo Sposetti, già tesoriere e ora minoranza del PD. Niente candidati dell'ultima ora. È legittimo che si tratti di una figura gradita anche al centrodestra. Deve avere prestigio e largo consenso il prossimo capo dello Stato.
Intanto la vincitrice delle primarie liguri contestatissime del PD, Raffaella Paita, dice: facciamo tutte le verifiche, la mia vittoria è schiacciante, il voto era aperto agli stranieri, è positivo che fossero ai seggi e la partecipazione è stata tra le più alte. Cinesi, marocchini e baby atleti, Albenga epicentro dell'autogol delle primarie del PD, scrive Repubblica. Sempre da Repubblica poi la vicenda di Emma Bonino, che in diretta a Radio Radicale dice: ho un tumore ma lotterò, voglio essere libera fino alla fine e noi non siamo la nostra malattia. Commentata la vicenda su Repubblica dal professor Umberto Veronesi: il coraggio dell'outing, cioè di dichiarare pubblicamente la malattia, è già una prima vittoria. Trovare la forza di dichiararsi, come accade sempre più spesso in tutto il mondo, contribuisce a cambiare la cultura e a far cadere i tabù sul cancro, dice il professor Veronesi su Repubblica. Lasciamo però Repubblica e andiamo alla prima pagina del Giornale. Anche qui la foto principale è la copertina del primo numero del settimanale Charlie Hebdo dopo la strage, quella che abbiamo già ampiamente descritto, con Maometto che tiene il cartello Je suis Charlie e il titolo Tout est pardonné, tutto è perdonato. Basta coi finti Charlie, titola il Giornale, parlando di ladri di libertà. La sinistra si appropria dei simboli di ciò che ha sempre combattuto. Intanto sul terrorismo islamico il Comune di Milano tutela 2 sigle da lista nera, quelle che abbiamo detto prima. La mia libertà, si domanda il direttore Alessandro Sallusti, vale più o meno di quella dei colleghi di Charlie? La nostra libertà, quella di ognuno di noi, compresi Le Pen e Salvini, quanto vale? E ancora, chi decide la classifica delle libertà? Mi chiedo questo perché stiamo assistendo al più ipocrita degli spettacoli, al più surreale dei dibattiti. Giornalisti, intellettuali e politici di sinistra si sono stretti, e dico io giustamente, attorno ai colleghi sterminati dalla furia islamica, ma contemporaneamente dagli stessi è partita una campagna contro chi, come noi, sostiene che il pericolo viene proprio dal Corano, dall'Islam e dai suoi imam. In queste ore, in TV e sui giornali, ci stanno facendo passare per provocatori, seminatori d'odio, incendiari. Ma se c'è qualcuno che in decimo ha sostenuto e scritto negli anni ciò che Charlie ha divulgato con la sua tecnica, siamo proprio noi. Noi siamo Charlie. La Fallaci è Charlie, Magdi Allam è Charlie, Piero Ostellino è Charlie, i liberali tutti sono Charlie. Voi di sinistra siete approfittatori, vi siete impossessati del corpo di un nemico ucciso per quella libertà di opinione che voi di sinistra negavate prima della strage e che ancora ora vorreste negare a noi. Sempre poi dalla prima pagina del Giornale, Vittorio Feltri si occupa invece di Emma Bonino scrivendole una lettera: hai lottato per i diritti, ora contro il cancro lottiamo insieme a te. Giù il cappello davanti a Emma Bonino, che ha sempre fatto politica coi radicali, qualche volta male a nostro sommesso giudizio, spesso bene, dedicando molta attenzione agli elettori e poca a se stessa. Nel momento più difficile della sua vita sta dimostrando carattere di ferro, nonché coerenza col proprio pensiero, al punto da lasciarci sbalorditi. Ha raccontato il suo dramma senza cedere alla tentazione di nascondersi per sfuggire alla verità, come fanno molti di noi incapaci di affrontare la malattia. La patologia di Emma, la donna di partito più conosciuta e apprezzata, è grave: cancro. Ce l'ho al polmone, ha detto con una lacrima che le scendeva dal magro volto, e ci vorranno 6 mesi di chemio per tentare di soffocarlo, evitando che sia lui a soffocare me, ha detto Bonino. Questo si chiama senso di responsabilità. Parlare pubblicamente del proprio tumore, commenta Vittorio Feltri, significa prenderne atto, cercare di guarirlo, tenerlo a bada, resistere alle aggressioni. Significa altresì far sapere a tutti che l'alieno, come definiva il cancro Oriana Fallaci, non è invincibile, si può convivere a lungo con esso, basta avere la forza d'animo di non soccombergli al primo attacco. Sempre poi dalla prima pagina del Giornale, nuovi contratti in Italia, 1000 assunti Fiat contro i gufi del posto fisso, commenta Nicola Porro, vice direttore del Giornale. Se gli operai servono, i padroni, tra virgolette, scrive Porro, li prendono, alla faccia dei sindacati. Ma il primo piano del Giornale è dedicato a un articolo di Fiamma Nierenstein, il reportage da Gerusalemme, la fuga degli ebrei d'Europa che vanno in Israele per salvarsi dall'odio. Il record in Francia. In 4.000 sono già partiti l'anno scorso e si prevede che quest'anno arrivino a quota 20.000. Tutta colpa dell'antisemitismo.
Dall'intifada del 2000 ogni kippah è obiettivo di botte e insulti, ogni ebreo. A pagina 3 del giornale c'è poi il commento di Alessandro Gnocchi. Se il vero volto dell'Islam è incompatibile con noi, si fa presto a dire moderati, ma la fede musulmana non ha mai chiarito il suo rapporto con la democrazia, con i diritti umani, la parità uomo-donna. Basta opacità, scrive Gnocchi. Oggi c'è l'occasione per esprimersi in modo netto su questi temi. C'è poi un'inchiesta, sempre a pagina 3 del giornale, di Riccardo Pellicetti su cosa si predica in moschea. Allah, contali e sterminali tutti. I leader cosiddetti dialoganti condannano il terrorismo, ma nei luoghi di culto in Italia si incita alla violenza contro i miscredenti. Insomma, c'è un volto ufficiale da mettere magari in TV e nei mezzi di comunicazione e c'è un volto invece in moschea, tutt'altra cosa. È la dissimulazione, peraltro prevista dallo stesso Corano. C'è poi un'iniziativa curiosa dei gesuiti francesi, i quali hanno pubblicato le vignette di Charlie Hebdo contro il Papa sul sito dei gesuiti. La prima vignetta pubblicata recita così: finalmente libero. Sono parole che pronuncia nella vignetta Papa Ratzinger dopo le dimissioni, abbracciando una guardia svizzera con i cuoricini negli occhi. Altra vignetta: Gesù sulla croce con la scritta un'altra elezione truccata, quella di Papa Bergoglio. E poi staccatemi, voglio votare anch'io, dice Gesù Cristo. Altra vignetta: il Papa a Rio. Ed ecco Bergoglio svestito come una ballerina carioca che dice pronto a tutto pur di raccattare clienti. A pubblicare queste vignette sul suo sito è Etude, rivista dei gesuiti francesi. Le ragioni della pubblicazione di queste vignette su Ratzinger e Bergoglio: abbiamo scelto di pubblicare alcune vignette di Charlie Hebdo sul cattolicesimo. È un segno di forza, dicono i gesuiti francesi, poter ridere di certi tratti dell'istituzione alla quale apparteniamo, perché è un modo di dire che ciò a cui siamo legati va al di là delle forme, che sono sempre transitorie e imperfette. Lo humor nella fede è un buon antidoto al fanatismo e a uno spirito serioso che tende a prendere tutto alla lettera. L'articolo, firmato dalla redazione, si intitola Je suis Charlie, sulla rivista dei gesuiti francesi, che hanno fatto una cosa originale e interessante. Mentre mezzo paese, e questa è bella, a pagina 5 del giornale, un pensiero che c'era venuto, forse l'avevamo anche pubblicamente espresso. Insomma, per stare tranquilli in Italia cosa si fa? Cosa si può fare di concreto, al di là delle parole del ministro dell'interno e via dicendo? Per stare tranquilli bisogna affidarsi alle mafie. Mezzo paese, l'Italia, è al sicuro sotto la mafia, titola il giornale a pagina 5. Sono migliaia i luoghi a rischio indicati dalle autorità italiane, dal Ministero dell'Interno, dalla Digos e via cantando. Sono tutti al centro-nord i luoghi a rischio, perché al sud, dove c'è il controllo delle mafie, le infiltrazioni sono più difficili. Sul Vaticano smentito l'allarme, ma il prefetto aumenta la sorveglianza, scrive ancora il giornale, che poi con Fausto Biloslavo si occupa di quella signora Fatima di cui abbiamo parlato prima, la Lady Jihad italiana e i suoi legami con la rete albanese. Fatima e il marito aiutati dai connazionali di lui a arrivare in Siria e nel califfato. La prima Lady Jihad italiana, scrive Biloslavo, ha utilizzato una filiera albanese per raggiungere la Siria assieme al marito originario dell'Albania. Fonti del giornale in Albania fanno sapere che la coppia ha aderito al califfato in Siria. Si tratta di Maria Giulia Sergio, convertitasi in Fatima Az-Zahra, che è nata a Torre del Greco 27 anni fa. Si trasferisce ad Inzago, in provincia di Milano, con padre, madre e sorella che diventano tutti musulmani. Prima sposa un marocchino e poi sceglie AK albanese, più votato all'Islam radicale. Con lui si sposta nel Grossetano, dove risulta l'ultimo domicilio in un piccolo centro con una forte comunità albanese e fino a poco tempo fa residenza di un capoccia religioso. La presenza di network di reclutatori albanesi su territorio italiano era nota. Reti attive in regioni come la Lombardia, il Lazio, la Liguria e la Toscana, dice Giovanni Giacalone, esperto di radicalismo islamico nei Balcani. Nel settembre dello scorso anno Fatima, aspirante jihadista italiana, va a Roma e acquista un biglietto per la Turchia.
Il sospetto dell'intelligence è che abbia utilizzato, grazie al marito, la rete dei volontari della Guerra Santa che partono dall'Albania. Sempre dal giornale, poi brevemente sul sito de Il Giornale c'è il film di Theo Van Gogh, Submission, sottomissione, che è la traduzione di Islam. Il film è sceneggiato con Ayaan Hirsi Ali, anche lei poi costretta a far vita raminga e sotto protezione. Theo Van Gogh fu invece ammazzato brutalmente per strada, decapitato, tagliata la testa e poi inficcati 2 pugnali nella pancia con dei messaggi da parte di chi lo uccise. Sul sito, insomma, de Il Giornale si può vedere il film di Theo Van Gogh, Submission. Come le vignette di Charlie Hebdo, anche il film costò caro al regista olandese Theo Van Gogh, ucciso da Mohamed Bouyeri ad Amsterdam per strada. Oggi Il Giornale decide di reagire a un altro caso di censura islamica mettendo in rete il film del regista olandese. E sempre dal giornale la sfilata dell'ipocrisia e il commento in retroscena di Jean-Michel Essine sulla sfilata di Parigi. Leader divisi su tutto a partire da Schengen. A Parigi la prima fila unita soltanto per fotografi e TV. Spiccano assenze e divergenze come quella sul trattato per la libera circolazione in Unione Europea. Ci sono poi 2 foto de Il Giornale, un fermo immagine pubblicato su Twitter nel quale si vedono i leader mondiali in piazza domenica a Parigi, sono alla testa del corteo, che però, come si può notare alle loro spalle, è distante svariate decine di metri. Insomma, tutti insieme, ma con prudenza. E sempre su Twitter una ricostruzione della partenza dei leader alla manifestazione di Parigi con una riga rossa a evidenziare i politici in fuorigioco. Questa è una stupidaggine pubblicata dal giornale, ma in ogni caso il succo del commento di Jean-Michel Essine è una sfilata ipocrita, quella dei capi di Stato e di Governo a Parigi. Ma lasciamo il giornale e passiamo alla Stampa di Torino. In apertura c'è, evidenziato dalla Stampa, la caccia a 6 complici dei killer in una Francia che schiera i soldati e il commento di Maurizio Molinari sull'ultimo passo falso di Obama. L'assenza di Barack Obama dalla manifestazione di Parigi contro il terrorismo jihadista ha evidenziato la carenza di leadership americana nella coalizione internazionale impegnata a combattere contro la vecchia e la nuova Al-Qaeda, scrive Molinari. La Casa Bianca aveva molte opzioni per Place de la République. Avrebbe potuto mandare il presidente, la First Lady, il vicepresidente Biden, il segretario di Stato Kerry o il ministro della giustizia Holder, che peraltro era già a Parigi. Ma nulla di questo è avvenuto e a rappresentare l'America nel parterre che reagiva all'attacco a Parigi c'era solo l'ambasciatore Jane Hartley. 13 anni dopo l'11 settembre, quando l'America reagì all'attacco jihadista prendendo le redini della risposta delle democrazie, il volto imbarazzato dell'ambasciatore Hartley, alle spalle di 44 leader del pianeta, riassume le esitazioni che l'amministrazione Obama è andata sommando nell'affrontare la lunga guerra al terrore. Il portavoce della Casa Bianca, Ernest, ammette l'errore, affermando: avremmo dovuto inviare un rappresentante di grado più alto dell'ambasciatore. È un'ammissione che solleva l'interrogativo sul perché ciò sia avvenuto. Lo staff della Casa Bianca mormora di tutto, scrive Molinari, dalle difficoltà per i servizi segreti fino al mea culpa sull'aver valutato male l'importanza della marcia. Ma il fatto che, nella stessa domenica, Obama non sia andato nemmeno alla marcia di solidarietà pro-Francia svoltasi a Washington lascia intendere che il problema investe le decisioni personali di Obama, un presidente che, pur avendo eliminato Bin Laden e condotto la guerra dei droni, sulla sfida al jihadismo ha fatto molti passi falsi, scrive Molinari. Nel 2009 era da poco alla Casa Bianca quando il maggiore Nidal Malik Hassan uccise 13 commilitoni nella base di Fort Hood, su mandato di Anwar al-Awlaki, leader di Al-Qaeda in Yemen, ma Obama evitò il termine terrorismo. Nel 2011 scelse di sostenere in Egitto i fratelli musulmani di Mohammed Morsi, fino al punto da far sedere il proprio ambasciatore in tribuna al Cairo, vicino all'ex assassino di Sadat, scarcerato per l'occasione. Nel 2012 Obama non riuscì a evitare il linciaggio jihadista a Bengasi dell'ambasciatore americano Christopher Stevens, sebbene un team di truppe speciali fosse pronto a intervenire. E poi ancora, elenca impietosamente Molinari,
Nell'agosto 2014 Obama ha dato vita a una coalizione di 60 paesi contro lo Stato islamico del califfo al-Baghdadi, che combatte contro voglia, si limita a sporadiche operazioni dal cielo, non ha truppe di terra, affida la possibilità di vittoria a milizie arabe male addestrate, peggio armate. Arrivato alla Casa Bianca con la missione di ritirare le truppe da Afghanistan e Iraq, convinto di poter dialogare con i fondamentalisti islamici, ancora oggi determinato a definire i killer di Parigi estremisti violenti, evitando ogni riferimento a jihad e Islam, Obama proietta l'immagine di un'America che guida da dietro la coalizione anti-Stato islamico. E il risultato lo abbiamo visto, conclude Molinari, nel blitz degli hacker del califfo contro il comando centrale delle truppe americane, con messaggi di morte. Più l'America esita, più i suoi nemici vogliono colpirla, perché ne percepiscono la debolezza. Resta da vedere, scrive Molinari, in prima pagina sulla Stampa, se Obama tenterà di rimediare alla sedia vuota di Parigi, provando a riconquistare il ruolo di leader del mondo libero. Non facendolo, le conseguenze sarebbero a pioggia, ammonisce Molinari. Da MediaWorld continuano gli sconti dell'altro mondo, fino al 50% su tantissimi prodotti. Un esempio? Smart TV Sony 50 pollici col 10% di sconto a €809, solo fino al 14 gennaio. MediaWorld. Voglio il mondo. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con 3 taglie di rata, small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa. Un esempio? Volkswagen Up con rata small da €109 al mese. E dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. E solo a gennaio TAN 0 e TAEG 287. Anticipo €1.800. Info su Volkswagen.it. Quest'anno vogliamo essere tutti più buoni, ma i prodotti Monge sono buoni da sempre e voi lo sapete bene. Monge, le Sha e Special Dog sono alimenti naturali, senza coloranti, conservanti e senza zuccheri. Bocconi cotti al forno, crocchette con tanta carne fresca italiana e patè cotti a vapore con le migliori carni bianche. Una vera prelibatezza. E poi i prodotti Monge sono tutti cruelty free. Ecco il menù ideale per il vostro amico a 4 zampe. Monge, il cibo naturale per cani e gatti. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766. laghialpinisrl.it. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Graduale aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest, con piogge o deboli piovigini a metà giornata sulla pianura. In montagna nevischio oltre 1400 metri. Domani al mattino nuvoloso su pianura e Lombardia Est, via via soleggiato ovunque, asciutto, foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde. Giovedì via via molto nuvoloso, coperto su tutta la regione, asciutto al mattino e nel pomeriggio, poi piovigini, neve oltre 1000 metri. Tendenza venerdì molto nuvoloso, coperto, piogge su tutta la regione, neve oltre 1000 metri. Sabato molto nuvoloso o coperto al mattino e nel primo pomeriggio con piogge e neve oltre 1000 metri. In seguito asciutto e poco nuvoloso. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Hey gringo! Vinicio ti aspetta nel saloon di Radio Padania Libera tutte le domeniche sera e in replica il mercoledì sera. Country Club con Vinicio.
Radio Padania legge Fallaci. Ogni sera alle ore 21 gli scritti di Oriana Fallaci per pensare ed alzare la testa. Abbiamo subito un'aggressione. Siamo in guerra. Il fatto che si svolga all'interno dei nostri confini significa che è un nuovo tipo di guerra, solo questo. Questi stronzi con le sciarpe in testa fanno quelle porcate al loro paese e poi ce le vengono a fare anche qui. La rabbia sta aumentando ogni giorno di più. Il Presidente oggi ha dichiarato: una delle nostre più importanti libertà è non essere schiavi della paura. Di noi perché immigrati noi conosce la legge. Violate la legge. Con quale accusa preferite essere arrestate? Droga? Rapimento? Prostituzione? Scegliete pure. Venite in questo paese, vi approfittate del sistema e poiché siamo tolleranti pensate che siamo deboli e indifesi. La vostra arroganza mi offende. La cosa certa è che qui bisogna reagire. Pensate di poter fare questo a me? Vi ritroverete tutti a giocare a basket nella prigione quando avrò finito con voi. A cucire le scarpe, 23 ore sotto chiave. Sono onnipotente in questo posto. Io vi muro tutti vivi, ma con chi cazzo credete di avere a che fare? Io comando qui. Voi ci vivete e basta. Sto per distruggere questo quartiere. King Kong non è un cazzo in confronto a me. Quando c'è degrado morale e gli uomini onesti non fanno nulla, il male si diffonde. Una società che non impara dal passato non ha futuro. Non dobbiamo mai dimenticare la nostra storia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. Questa generazione deve capire la differenza tra eroe negativo ed eroe positivo. Combattiamo per l'onore! Per il vostro futuro! Per i vostri figli! Per la vostra mortalità! Prima che questa battaglia sia finita, il mondo saprà che pochi tennero testa a molti. Radio Padania legge Fallaci. Ogni sera alle ore 21 gli scritti di Oriana Fallaci per pensare e alzare la testa. Bene, torniamo alla stampa, sempre in primo piano. Il Papa: i terroristi sono senza Dio, dice Francesco, che li condanna e parla di religione come un pretesto. Il discorso al corpo diplomatico prima della partenza per Sri Lanka e Filippine. Il Papa condanna i terroristi islamici, sono senza Dio, peccato che però loro dicano Allah è grande, quindi ci fa o peggio, non lo so e non lo sappiamo nemmeno, credo in tanti, ma comunque poco importa. Andiamo a pagina 2, pagina 3 della stampa. 6 terroristi ancora in fuga e 10.000 soldati schierati a Parigi, ma anche fra i giornalisti la storia raccontata da Alberto Mattioli, che è andato a colloquio con i giornalisti della redazione di Charlie Hebdo, che domani sarà in edicola. Questa copertina vi farà ridere, anche se abbiamo pianto abbastanza. Ci saranno vignette su Maometto e inediti di chi è stato ucciso. In Italia si potrà leggere Charlie Hebdo perché viene distribuito insieme a Il Fatto Quotidiano. Pagina 3 invece della stampa: l'intelligence francese che ha perso di vista i fratelli Sherif e Said Kouachi, gli attentatori di Charlie Hebdo, che si sono mossi indisturbati, e un video conferma Boumediene passò da Istanbul. Hayat Boumediene, Boumediene, che è la moglie, la compagna di Hamedi Koulibaly, il quale ha ucciso una poliziotta a Montrouge l'8 gennaio, il 9 ha assaltato un mini market ebraico e ha ucciso 4 ebrei e si è detto affiliato allo Stato islamico. La caccia continua, dice il primo ministro Manuel Valls. Uno dei terroristi aveva un complice, quell'uno è Hamedi Koulibaly. Il complice è chi ha montato e postato su internet il filmato col quale Koulibaly rivendica il primo dei suoi crimini, l'assassinio di una poliziotta a Montrouge giovedì. Ma non è l'unico complice che gli 007 stanno cercando, racconta da Parigi Alberto Mattioli per La Stampa. Ce ne sarebbero altri 5 di terroristi, dice la polizia. Nello stesso video Koulibaly racconta: dopo che sono uscito di prigione marzo dell'anno scorso, mi sono mosso molto, ho girato un po' per le moschee di Francia e molto per quelle della regione parigina. Evidentemente, scrive Mattioli, per reclutare altri aspiranti martiri per l'Islam. È del tutto indisturbato, come del tutto indisturbata è fuggita sua moglie, Hayat Boumediene. È arrivata a Istanbul da Madrid il 2 gennaio, è poi passata in Siria l'8 gennaio, ha confermato il ministro degli esteri turco Cavusoglu.
Quindi sorgono, e non sono i primi, nuovi dubbi sul funzionamento dei servizi di sicurezza francesi. Koulibaly e uno dei due fratelli Kouachi, il più giovane, Cherif, erano pregiudicati notissimi alle forze dell'ordine. Qualcosa non ha funzionato. Prendiamo Koulibaly. Primo problema. Era schedato solo per reati comuni, rapine, spaccio e così via, e non come radicale religioso. Secondo, la documentazione su di lui non era aggiornata. Quando la DGSI, la Direzione Generale della Sicurezza Interna, ha comunicato agli inquirenti i suoi indirizzi noti, si è scoperto che molti erano sbagliati. Koulibaly lì non ci aveva messo piede da 2 anni. Anche sui Kouachi, i fratelli, gli sbagli sono stati parecchi. Al presunto indirizzo di Pantin, di uno dei fratelli, abita sì un Kouachi, ma è un omonimo che nulla ha a che vedere con loro. I 2 fratelli erano intercettati dal novembre 2011, ma al maggiore, Said, la sorveglianza era stata tolta nel giugno dell'anno scorso e al minore Cherif a fine 2013, in entrambi i casi prima che si rivelasse utile. Il Ministero degli Interni spiega che per legge le intercettazioni devono essere riautorizzate ogni 4 mesi. La Commissione nazionale che avrebbe dovuto farlo, in mancanza di prove, le ha negate. Però, ha dichiarato sempre Valls, ci sono state delle falle. Se ci sono 17 morti è evidente che ce ne sono state, ha detto il premier francese. Il problema è che riguardano tutto il sistema francese, scrive Mattioli su La Stampa. Per esempio, la nuova legge antiterrorismo, che dà maggiori poteri agli investigatori, è stata approvata il 13 novembre, ma il governo non ne ha ancora emanato i decreti attuativi, quindi la malattia non è solo italiana, del decreto attuativo. La legge dunque non è operativa. Ironia della sorte, Guillaume Larivé, deputato dell'UMP, aveva invitato il governo a spicciarsi esattamente il giorno prima della strage a Charlie Hebdo. Poi è noto che il Cheops, il sistema informatico che gestisce i file delle persone schedate dalla polizia, va spesso in panne. E questo spiega, per esempio, come 3 jihadisti francesi di ritorno dalla Siria via Turchia abbiano potuto tranquillamente passare dall'aeroporto di Marsiglia il 23 settembre, proprio in un momento in cui i servizi sono concentrati sul viavai di islamisti dalla Francia allo Stato islamico. Però è anche vero che i Kouachi sono andati indisturbati e neanche segnalati nello Yemen nel 2011. Anche Cherif, che in teoria non poteva lasciare il territorio nazionale. Anche la coordinazione internazionale è piena di falle. Secondo la CNN, Koulibaly, per i francesi un delinquente comune semplice, negli Stati Uniti era sulla lista dei terroristi, il database dei terroristi o sospetti tali, e i Kouachi, i fratelli, nella no-fly list, la lista nera dei passeggeri pericolosi delle autorità aeroportuali americane. Eppure, da Washington, nessuno ha avvisato Parigi. Adesso il partito di centrodestra, il sarkozista UMP, chiede una commissione di inchiesta sugli attentati di Parigi. Per la maggioranza socialista potrebbe essere molto imbarazzante. Quando nel 2012 un altro killer islamista, Mohamed Merah, fece una strage a Tolosa, i socialisti, all'epoca all'opposizione, fustigarono il governo per non averla prevenuta. Ma Merah era uno sconosciuto. I Kouachi e Koulibaly erano ampiamente schedati. In ogni caso, una riforma si impone. Il premier Valls l'ha promessa. Sempre poi dal primo piano della Stampa di Torino, l'analisi di Maurizio Molinari sulla cyberbrigata dello Stato islamico, l'ultima frontiera del terrore. Alla sua guida il britannico che violò la posta di Tony Blair. Il cybercaliffato, autore del blitz contro il comando centrale statunitense a Tampa, dimostra l'efficacia dell'arma del jihad digitale sviluppata dallo Stato islamico del califo Abu Bakr al-Baghdadi, realizzando un'idea avuta già da Osama Bin Laden. Circa un anno prima di essere eliminato ad Abbottabad in Pakistan, Osama Bin Laden scrisse una lettera ai seguaci spingendoli a comprendere l'importanza della jihad elettronica. A raccogliere il messaggio è stato Abu Hamza al-Mujair, uno dei leader di Al-Qaeda in Iraq, chiedendo per iscritto alle cellule di reclutare chi dimostra interesse per gli hacker al fine di distruggere i siti internet del nemico e infiltrare le sue roccaforti strategiche, nella convinzione che, scriveva al-Mujair, la guerra elettronica è uno strumento efficace della guerra del futuro. Hamza al-Mujair viene eliminato nel 2010 da un blitz americano-iracheno a Tikrit in Iraq.
Ma quando il califfo Abu Bakr al-Baghdadi arriva alla guida di Al-Qaeda in Iraq, dimostra di voler realizzare il cyber arsenale jihadista, ritenendolo uno dei fronti di espansione del califfato. Inizia creando la rivista digitale Dabiq, quella sulla quale è comparsa la famosa copertina con la bandiera nera sul cupolone di San Pietro. Mette sotto pressione i reclutatori perché gestiscano forum per moltiplicare i simpatizzanti e affida a un dipartimento media la ricerca di jihadisti in grado di essere hacker molto aggressivi. L'intelligence britannica ritiene che la persona decisiva per realizzare questo progetto è Junaid Hussain. È nato a Birmingham, in Inghilterra, e è andato volontario in Siria. Sceglie il nome di battaglia di Abu Hussain al-Britani, assumendo la guida delle operazioni digitali dello Stato islamico. Al-Britani ha alle spalle un passato da hacker. Organizzò in Gran Bretagna il gruppo di cyberguerrieri Team Poison, le squadre veleno, e nel 2012 venne detenuto per 6 mesi in Gran Bretagna per avere hackerato l'account Gmail dell'ex premier Tony Blair. Sarebbe proprio Al-Britani ad avere creato il team di jihadisti cibernetici riuscito a scrivere un programma di software criptato che consente al cybercaliffato di esistere sui social network, resistere ad ogni attacco, comunicare attraverso delle app e lanciare blitz efficaci come quelli che hanno investito siti internet del governo israeliano durante il conflitto a Gaza contro Hamas. In quell'occasione, conclude Maurizio Molinari, Israele disse che gli attacchi cibernetici molto sofisticati erano partiti anche dal Qatar e che i mandanti avevano tentato, con stratagemmi digitali, perfino di assoldare alcuni hacker israeliani. L'allarme su un possibile attacco cibernetico di grandi dimensioni risale a settembre, quando furono esperti americani e britannici a parlare dell'intenzione del califfo di mettere in atto un'azione sensazionale attraverso internet. Il blitz contro il comando di Tampa dimostra che questa capacità è maturata fra gli hacker del califfo, guidati con disciplina dalla centrale di Raqqa e con gruppi d'azione in più paesi, dal Nord Africa al Golfo. Ancora dalla Stampa di Torino, poi a pagina 5 c'è l'intervista di Francesco Semprini all'arcivescovo di Jos e presidente della conferenza episcopale della Nigeria, Ignatius Ayau Kaigama. In Nigeria abbiamo una strage al giorno, ci sentiamo vittime di serie B. Vorrei una mobilitazione come quella di Parigi, dice l'arcivescovo. Mentre da pagina 13 della Stampa c'è un'altra questione, tutt'altra questione di politica interna. Passiamola un po' in secondo piano, la politica interna, tanto non c'è moltissimo, tranne questo servizio sui concorsi all'università che sono tagliati su misura all'università italiana, i bandi costruiti sempre più spesso per avere un solo candidato, nonostante le varie riforme della scuola, mentre è polemica a Catanzaro a proposito di università, perché è andata una cattedra all'ex No Global e parlamentare di rifondazione comunista Francesco Caruso all'Università della Magna Grecia. È stata data una cattedra a Caruso, mentre Libero apre la sua prima pagina con le 10 bugie sull'Islam. Allah al-Bar, titola Libero, manuale per rispondere ai più diffusi luoghi comuni sulla guerra in corso, da le vere vittime sono i musulmani moderati a gli estremisti non sono veri credenti, da Maometto pacifico agli attentati colpa delle bombe americane. In effetti Maometto pacifico, l'abbiamo sentito dire non poco in televisione in questi giorni, era l'esatto contrario, era un capo guerriero e ha decapitato personalmente un tot di ebrei alla Medina 622. Allah al-Bar, titola allora Libero, il decalogo per rispondere alle bugie sull'Islam. Sui giornali e in TV, scrive Francesco Borgonovo, è la fiera dei luoghi comuni sui fanatici musulmani e in nome del dialogo e della tolleranza si diffondono falsità, come per esempio le prime vittime degli estremisti islamici sono i musulmani moderati, i quali devono sopportare anche l'islamofobia. Non è vero, scrive Borgonovo, le prime vittime degli estremisti sono gli occidentali. Gli estremisti islamici sono folli criminali, gli estremisti islamici non sono veri credenti, come ha detto il Papa. Gli estremisti islamici sono come le BR, non si può incolpare tutto l'Islam per il loro operato, non si poteva incolpare tutta la sinistra per le BR. E via dicendo, cioè via affermando ciò che il Libero dice è falso. L'Islam è la religione della pace, falso perché il Corano è pieno di incitamenti alla guerra in nome di Allah.
Maometto, se deriso, reagiva in modo pacifico. Non è vero affatto. Anche l'Occidente ha i suoi estremisti tipo Breivik. Tutte le religioni sono violente. I cristiani hanno avuto inquisizione e crociate. Gli attentati sono colpa dell'Occidente che da anni attacca il mondo islamico. E non siamo in guerra. Ci sono solo pochi fanatici che colpiscono l'Occidente. Sono le 10 bugie sull'Islam. Il commento in prima pagina è quello del direttore Maurizio Belpietro. Colpire in anticipo, batteremo i terroristi solo se saremo un po' American Sniper, il film di Clint Eastwood. Pare che il film di Eastwood, ispirato alla storia del cecchino più letale della storia americana, lo scorso weekend abbia fatto il pieno al botteghino. Che il giorno dopo una strage la gente faccia la fila per vedere un film sulla guerra pieno di morti e di attentatori islamici è un segno dei tempi, scrive Belpietro. Evidentemente realtà e fantasia ormai si confondono. Forse alle persone sedute in platea sarà sembrato di essere nel salotto davanti alla TV a seguire le cronache dei blitz contro i fratelli Kouachi e Hamedi Koulibaly. Nel film, che non è ambientato a Parigi ma tra le macerie dell'Iraq in guerra, ci sono molte delle cose che registriamo in questi giorni, partendo dal disprezzo per la vita umana. Nell'overdose di orrore della scorsa settimana non ci sono soltanto i vignettisti di Charlie Hebdo e i clienti del supermercato kosher, trucidati senza colpa. Ci sono anche le bambine usate in Nigeria come bombe umane mandate a farsi esplodere. Certo, lì non siamo a Parigi, le esplosioni non colpiscono con la stessa intensità con cui colpiscono nel Marais, ma la follia è la stessa, l'odio e le motivazioni anche. In molti probabilmente nemmeno sanno in quale angolo del mondo sia Maiduguri e chi siano i terroristi di Boko Haram, cosa vogliano e perché infieriscano su studentesse di 10 anni, rapite e poi trasformate in bombe da scagliare contro la folla al mercato. Sta di fatto, scrive Maurizio Belpietro, che se anche si ignora cosa abbia armato la mano degli assassini, quei killer piano piano avanzano verso di noi e hanno lo stesso sordo rancore dei fratelli Kouachi e di Hamedi Koulibaly. Non voglio rovinare la storia di American Sniper anticipandone il finale, ma una delle immagini più forti del film è quando il mirino di Bradley Cooper, che nel film indossa i panni del cecchino, inquadra una donna e un bambino che vanno incontro a un convoglio americano. Sotto il velo e l'ampia tunica è nascosta una granata e Kyle Cooper, ovvero Bradley Cooper, che in pratica è il nome nel film di Chris Kyle, che è il nome vero del cecchino. In ogni caso il protagonista, dunque il cecchino, è chiamato a decidere in fretta se premere o no il grilletto quando avanzano la donna e il bambino. La donna con il velo, ma sotto il velo e la tunica c'è una granata, una bomba. Una donna e un bambino, non 2 miliziani in divisa e neanche 2 terroristi dichiarati. Insomma, un attentato suicida. Alla donna non importava nulla di chiunque si fosse trovato nei paraggi e che sarebbe saltato in aria con la granata o sarebbe stato ucciso nello scontro a fuoco. I bambini in strada, la gente nelle case e forse persino suo figlio. Era troppo accecata dal male per prendere in considerazione tutto questo. Voleva solo uccidere gli americani a tutti i costi. Ecco, commenta Belpietro, il problema che abbiamo davanti non nel film, ma nella realtà, è tutto lì, nella voglia di uccidere a qualunque costo, a prezzo della propria vita, ma anche a prezzo della vita di tante persone innocenti, siano anche bambini o neonati. Nessuna guerra è mai bella, scrive il direttore di Libero, ma quella che si sta combattendo nel nord della Nigeria, in Siria, o nelle vie del centro di Parigi, ma potrebbe essere qualsiasi città occidentale, è forse più orribile di altre, perché non risparmia nessuno. Inutile pensare che quelli di Boko Haram sono laggiù, in un angolo della Nigeria. Prima o dopo, ma più prima che dopo, potremmo trovarli qua giù, e qui potrebbero usare le stesse bombe umane che hanno usato nel mercato di Maiduguri. Lo so, oggi è impensabile, ma anche l'assalto dei fratelli Kouachi fino a ieri era impensabile. E i nostri bei distinguo, le nostre belle libertà, perfino le nostre marce della pace e la retorica che si portano dietro, non serviranno a fermare l'orrore, anche perché i terroristi non fanno distinzione. Quando premono il grilletto di un Kalashnikov o il pulsante di una cintura imbottita d'esplosivo,
non si pongono il problema di chi verrà ucciso, se sia dalla loro parte o no. A loro basta che qualcuno venga ucciso e il sangue terrorizzi tutti. Il film di Clint Eastwood, conclude Belpietro, non è ambientato a Parigi e non ha nulla a che fare con l'assalto alla redazione di Charlie Hebdo o al supermercato Kosher. Ciò nonostante, una cosa la insegna, ed è che se si vuole evitare un attentato, bisogna sparare prima, inteso come agire prima che gli attentatori colpiscano. Lasciate perdere i fiumi di parole di questi giorni, le matite colorate nei capelli o impugnate come un'arma in grado di poterci difendere. I terroristi si fermeranno solo se ci sarà qualcuno che sparerà prima di loro. Il mio non è un invito ad armarsi e sparare. Io per primo non saprei come fare, ma se esiste una via per fermare l'orrore, questa passa solo dalla capacità di agire prima. Mettiamo da parte la privacy, accantoniamo per un attimo o per sempre le nostre convinzioni, ad esempio quelle che hanno portato a smantellare i nostri servizi segreti per il sospetto che fossero invischiati nel sequestro e l'allontanamento di un imam radicale, e guardiamo in faccia la realtà. Se teniamo l'occhio nel mirino che inquadra i terroristi, forse sarà più difficile che questi tornino a colpire, scrive Maurizio Belpietro in prima pagina sul quotidiano da lui diretto, Libero. Sempre da Libero poi c'è una foto terribile, una giovanissima nigeriana fermata prima che azionasse la cintura esplosiva, una bellissima bambina che però ha alla vita questa cintura esplosiva. Il commento è di Selvaggio Lucarelli, lo spot dell'odio nelle bimbe usate come carne da macello. Il marketing dell'orrore, le bimbe kamikaze usate come spot dell'odio. I nigeriani di Boko Haram sanno che il corpo di una piccola dilaniata funziona come arma di propaganda terroristica. Anche lo Stato islamico non trascura l'impatto mediatico dei bimbi ritratti con in mano la testa del nemico. Fanno parte di questo elenco osceno anche quelli di Gaza, scrive Lucarelli. E ancora dalla prima pagina di Libero c'è l'articolo di Massimo De Manzoni, parlare con un'amica a Londra e scoprire che l'Occidente ha perso, e il pezzo anticipato in prima pagina che poi segue a pagina 7, se anche le femministe sono islamicamente corrette. Un'amica che vive a Londra dice che il musulmano può rifiutare il medico donna, è un suo diritto. Così rinneghiamo noi stessi. Povero Occidente, scrive De Manzoni. E ancora da Libero, Franco Bechis cerca soluzioni al problema posto anche dal direttore Belpietro, cioè come cercare di difenderci, di essere sicuri. Fare le sfilate è inutile, mettiamo subito la Sharia fuori legge, propone Bechis. Inutile sfilare se la Sharia non diventa reato. Parigi val solo un selfie, non una messa. La marcia è stata l'occasione per farsi fotografare. Ora servono, scrive Bechis, leggi speciali che puniscano l'adesione all'estremismo islamico. Contro le Brigate Rosse fu necessario l'impegno del Partito Comunista. Adesso tocca agli imam isolare e denunciare gli jihadisti di casa nostra. E sempre da Libero, da segnalare anche l'articolo di Mauro Zanon, nelle scuole francesi gli islamici tifano jihad, boicottato il minuto di silenzio nelle scuole delle banlieue francesi, i più pacati dicono se la sono cercata, gli altri dicono vi ammazziamo. Nelle scuole francesi gli islamici tifano jihad. In una scuola elementare di Saint-Denis, che nel 2005 fu l'epicentro delle rivolte, più dell'80% degli alunni si è rifiutato di ricordare le vittime. Questo fosse vero, diciamo, in una scuola elementare, non stiamo parlando di superiori. Sempre poi da Libero, poco sicuri gli ebrei sono in fuga anche dall'Italia, lo racconta Claudio Antonelli, nel 2014 sono emigrati in 400. Dalla Francia però, per dare un'idea, si stima tra 5 e 7 mila ebrei che se ne sono andati. In Italia sarebbero stati 400 nel 2014. Nel 2015 il dato può raddoppiare. A Milano incontro con l'agenzia che organizza i ritorni in Israele. E chiudiamo dalla prima pagina di Libero con la politica interna, ma giusto un accenno, la farsa di Genova che seppellisce le primarie, dopo i rom e i marocchini votano anche i cinesi e battono il cinese, ed è stato battuto il cinese, come è soprannominato Cofferati. E sempre
Rimanendo alle prime pagine, però andiamo alla prima pagina del quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino. Qui c'è un'intervista al ministro dell'Interno Alfano, il quale si rivolge agli islamici: denunciate. Alle parole severe di condanna devono seguire i fatti, dice il ministro Alfano. Una procura speciale antiterrorismo? Ci stiamo pensando, l'Unione Europea si muova. Poi c'è la foto di Emma Bonino con sigaretta in mano. La battaglia di Emma: ho un tumore ma continuo a fare politica. E poi la Lega che taglia e lascia Via Bellerio, ma il segretario Salvini ha smentito la vendita di Via Bellerio, chiude la sede, e il segretario ha detto il contrario, a casa 71 dipendenti, scrive il quotidiano nazionale in prima pagina. Ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco sa scalare le montagne e attraversare le foreste. Il giapponese sa guardare i fiumi e torrenti impetuosi. L'italiano ha già fatto tutto questo e ora se ne sta comodo in città, perché sa fare una cosa meglio degli altri: parcheggiare! Panda Cross, il SUV tascabile. Fiat Panda. Oggi con la formula Eco-Free Panda GPL tua a 9.750 euro con clima, radio Bluetooth e ESC. Offerta valida fino al 31 gennaio. Salvo approvazione Sava. TAN 595 TAG 907. Info e condizioni su fiat.it. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con 3 taglie di rata: small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa. Un esempio? Volkswagen Up con rata small da 109 euro al mese. E dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. E solo a gennaio TAN 0 e TAG 287. Anticipo 1.800 euro. Info su Volkswagen.it. Interrompiamo le trasmissioni per annunziarvi un'invenzione audace e lungimirante: il telefono mobile. Questo futuristico apparecchio che da taschino traghetterà la vostra voce in ogni dove, annientando l'invalicabile muro della lontananza. Un giorno tutti avremo accesso alla tecnologia. Quel giorno è arrivato. Nuova Ibiza High-Tech con Seat Navi and Drive, completo di navi touch, Bluetooth e audio streaming a 9.550 euro e tasso zero. TAG 314, salvo approvazione Seat Financial Services. Scoprila anche domenica e su seatitalia.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Lasciamo anche Il Giorno e andiamo alla prima pagina del Il Foglio, che fa una tragica sintesi, per così dire, di questi ultimi giorni: emozione e vuoto politico. A proposito della grande marcia di Parigi, ai bordi della grande marcia, senza parole, contro un nemico che si ha paura di conoscere. Emozione sì, ma anche, purtroppo, scrive Il Foglio, vuoto politico. Tra gli articoli di prima pagina, risanare le ferite, l'articolo di Matteo Mazzuzzi, a proposito del dialogo sotto scacco dei cristiani uccisi, ma per il Vaticano la linea è sempre quella: la Chiesa è un ospedale da campo geopolitico. Il cardinale Toran, titolare dell'ufficio per il dialogo interreligioso di Santa Romana Chiesa, invita a lasciare ai suoi deliri Michel Houellebecq, autore del romanzo Soumission, sottomissione. È una persona alla quale è meglio non dare molto peso, dice il cardinale Toran in un'intervista ad Avvenire a margine della strage a Charlie Hebdo. Lui, il porporato francese, il cardinale Jean-Louis Toran appunto, fa sapere che non leggerà certamente il romanzo di Houellebecq, anche perché è più utile concentrarsi sul dialogo vero con la controparte islamica, anche se, ammette, i risultati non sono quelli sperati. Basti pensare che nonostante seminari, convegni, strette di mano, preghiere, riflessioni comuni ospitate nei giardini vaticani, rimane tuttora interrotto il dialogo con l'Università Al-Azhar del Cairo, dice il cardinale Toran, cioè la più importante e rispettata università musulmana che ci sia sul pianeta. Detto per inciso e con tutto il rispetto, non credo che in questo frangente possa essere il Papa Francesco o il cardinale Toran a dialogare efficacemente con l'Università Al-Azhar del Cairo. Lo ha fatto in maniera molto molto più concreta e molto molto più onesta e molto molto più chiara e molto molto più partecipata e sentita, come potete vedere in video, il presidente egiziano Al-Sisi, il quale lui sì ha avuto il coraggio, la faccia, l'onestà e la chiarezza di andare
coraggiosamente davanti agli imam dell'Università Al-Azhar del Cairo, la più importante del mondo musulmano, a dire le cose che né il Papa né il cardinale Toran, con tutto il rispetto per quel che può valere questa formula trita e ritrita, sono stati capaci di dire, e nemmeno forse di pensare e di volere. Il presidente egiziano gli va reso omaggio a prescindere, poi sia un dittatore o non sia un dittatore, governi in un modo o in un altro non interessa. Mi riferisco al coraggio di andare in quella sede, ne abbiamo parlato ieri e lo trovate anche su internet. Andatevelo a vedere quel video del presidente egiziano Al-Sisi all'Università Al-Azhar, perché lui sì ha avuto un grande coraggio, rischiando di fare la fine di Sadat, cioè di essere fatto fuori, perché avrà messo in conto senz'altro, anche da esperto generale qual è, di poter ricevere degli attentati o degli attacchi. Non importa, era talmente sentito quello che ha detto e drammaticamente sentito che è andato comunque a fare un discorso di una chiarezza cristallina, per cui giusto leggersi l'articolo oggi sul Foglio in prima pagina circa i tentativi della Chiesa cattolica di fare qualcosa, però distanza abissale fra Papa Francesco, il cardinale Toran e tutti i pontifici uffici per il dialogo interreligioso che si vogliano enumerare, distanza abissale rispetto alle parole chiare, chiarissime del presidente egiziano. È un'opinione, naturalmente, è la mia opinione e scusatemi se l'ho detta, però mi viene spontanea guardando il video di Al-Sisi e leggendo le parole del cardinale Toran. Auguri e che Allah vi assista in questa trattativa o dialogo interreligioso. Mentre sempre dal prima pagina del Foglio, Marciare coi cretini, è il titolo di un altro pezzo, dopo la marche républicaine arriva il momento di chiamare il nemico col suo nome. Non siamo d'accordo sull'identità del nemico e ancor meno sulle cose da fare per mettere fine a questa esplosione di violenza. Su questo punto i francesi non sono più uniti di quanto non lo siano Netanyahu e Abu Mazen. Lo scrive sulla rivista Caser, che abbiamo citato ieri, caser.fr, l'indirizzo internet. Lo scrive lo storico Gil Michaeli, mentre la direttrice Elisabeth Lévy avverte: unione nazionale intorno alle vittime sì, ipocrisia sui colpevoli no. Dopo la grande marcia repubblicana arriva dunque il momento dei conti con la realtà. Sempre sulla rivista Causeur, Pascal Bourrier scrive che il rischio era di marciare con dei cretini, quelli che chiamavano islamofobiche le vignette oggi difese in nome della libertà di espressione, quelli che scandivano slogan come ogni poliziotto una pallottola, mentre ora applaudono ai gendarmi, non rinunciano a chiedere lo scioglimento del Front National di Marine Le Pen e invitano alla solidarietà con Gaza. Gaza, Hamas, nel cui statuto c'è la distruzione di Israele, tanto per essere chiari, e il Corano e la Sharia. A posto siamo. Note di colore, si dirà. Quel che conta è la prova superata, scrive il Foglio. Ma se davvero l'Eliseo, cuor di leone, aveva chiesto al premier israeliano di non partecipare alla marcia di Parigi, questa è grossa, e non è verificata, è una notizia non verificata, però l'Eliseo avrebbe, cioè il presidente Hollande avrebbe chiesto al premier Netanyahu di non andare a Parigi alla marcia. Lo ha rivelato ieri Haaretz, quotidiano israeliano. Se è proprio così, non si può dar torto al sociologo Jean-Pierre Le Goff, scrive il Foglio in prima pagina. Intervistato da Le Figaro, Le Goff spiega che non chiamare le cose col loro nome è già una sconfitta. L'unica ad aver parlato chiaro è stata Marine Le Pen, a confronto dell'imbarazzo di altri politici nell'ammettere che siamo in guerra e nel nominare i nostri nemici. Prima ancora si era cercato in ogni modo di sostituire Stato islamico con la parola Daesh, per evitare confusioni con Islam, islamismo, musulmani. In questo caso l'invito a usare la parola Daesh e non Stato islamico era arrivato a settembre dal ministro degli esteri Fabius. Ma il timore giustificato di fare confusione non può essere un argomento per non guardare in faccia la realtà, parlando di un terrorismo indefinito creato dal nulla, venuto da chissà dove e abbattutosi sul paese come una catastrofe naturale, dice il sociologo Le Goff, intervistato da Le Figaro. Le Goff dice anche che aver criminalizzato scrittori come Éric Zemmour, autore del libro Il suicidio francese, e Houellebecq, invece di chiedersi come sia stato possibile che crescesse fino alle attuali conseguenze l'islamismo radicale e l'anti-ebraismo, insomma, aver criminalizzato Zemmour e Houellebecq e non essersi chiesti come mai
è aumentato così tanto l'antiebraismo e l'islamismo in Francia. Tutto ciò, dice Le Goff, significa rifiutarsi di affrontare le sfide del presente, mentre tutta una mentalità pacifista e angelica, presente in Francia e in numerosi paesi europei, va in pezzi. La risposta peggiore sarebbe ricorrere ai sociologismi, che considerano i discorsi dell'odio e gli atti criminali come sintomi delle condizioni economiche e sociali, delle discriminazioni, della dominazione dei paesi ricchi su quelli poveri. Esistono invece cause ideologiche che fanno capo a un sistema di credenze dotate di una loro consistenza, dice Le Goff, e mettono in gioco concezioni del mondo, della vita, della morte, del potere, e designano il nemico da combattere e da eliminare. Il nemico per costoro è chiaro: l'Occidente, gli ebrei e i crociati. E sempre dalla prima pagina del Foglio merita una segnalazione anche l'articolo di Giulio Meotti a colloquio con Flemming Rose, il giornalista danese che compare nella stessa lista nera di Charlie Hebdo. Era una morte annunciata, quella di Stéphane Charbonnier, il direttore di Charlie Hebdo. Il nome di Charbonnier, Charb in arte, era finito nella lista nera di Al-Qaeda, pubblicata sulla rivista Inspire, insieme ad altri 8 nomi. Uno di questi 8 nomi è quello di Flemming Rose. Non intendo lasciare coloro che intimidiscono me e i miei colleghi decidere come dovrò vivere la vita, dice Rose al Foglio. Da quando ha deciso di pubblicare le vignette su Maometto sul giornale danese Jyllands-Posten, sulla testa di questo giornalista pende una condanna a morte che si autorigenera. La sua testa è finita sulla picca di una caricatura islamica. I talebani hanno offerto una ricompensa a chi ucciderà Flemming Rose. L'ufficio di Flemming Rose al giornale è stato più volte evacuato per allarmi bomba. Un suo omonimo ha cambiato nome nella pacifica Danimarca a scanso di equivoci. E quando Rose è stato invitato a parlare a Oxford, le forze di intelligence britanniche misero su la più grande operazione di sicurezza da quando la pop star Michael Jackson aveva visitato la ridente cittadina universitaria alcuni anni prima. Figlio della sinistra anti-autoritaria e anticonformista, autore del nuovo libro La tirannia del silenzio, Flemming Rose si è formato accanto a dissidenti come Andrei Sakharov quando era il corrispondente da Mosca del suo giornale. Anche la moglie di Rose, Natalia, è russa. Sono molto pessimista sul futuro della libertà di parola, dice Flemming Rose al Foglio. Ovviamente sono felice che molti siano scesi a manifestare a sostegno di Charlie Hebdo. Conoscevo molti dei vignettisti uccisi a Parigi e sono stato chiamato a testimoniare a loro favore in tribunale nel 2007. La mia paura oggi è che questa solidarietà non si tradurrà in decisioni reali o che la situazione non cambierà. Lo abbiamo già visto: Madrid 2004, Theo van Gogh 2004, Londra 2005, doppio attentato a Kurt Westergaard nel 2008 e nel 2010. Westergaard è un altro disegnatore danese, addirittura rincorso con l'ascia da alcuni islamici fin dentro la sua casa. Per fortuna aveva una casa che era stata riattata per essere messa in sicurezza e si è chiuso nel bagno con la moglie, già anziana, più anziana di lui e non molto ben messa in salute. Per fortuna è riuscito a salvarsi. 2 volte ha subito un attentato e ogni volta, dice Flemming Rose, ovvero colui che è stato il direttore, appunto, caporedattore del settimanale danese Jyllands-Posten, del giornale danese Jyllands-Posten che pubblicò le famose vignette, ogni volta dice grande solidarietà con le vittime, ma poi è sempre avvenuto il contrario. A parte Charlie Hebdo, nessun giornale europeo ha ripubblicato le vignette di Maometto dal 2008. Quando hai una società che sta diventando sempre più multiculturale, multietnica e multireligiosa, e se pensi che la crescente diversità dovrebbe essere soddisfatta da meno diversità quando si tratta dei modi di esprimersi, penso che sia un vicolo cieco per la democrazia. La storia insegna che quando cedi all'intimidazione, questa non si riduce in futuro, ma diventa sempre più grande, dice Flemming Rose a colloquio con Giulio Meotti sul Foglio. Flemming Rose, che a causa della minaccia di morte ha dovuto vivere un lungo periodo negli Stati Uniti, indica un altro problema: l'ipocrisia. Noi che pubblicammo le vignette, dice, siamo stati lasciati soli. L'avvocato personale di Jacques Chirac era in aula
in tribunale a testimoniare contro Charlie Hebdo. Secondo il giornalista, che per primo in Danimarca pubblicò le vignette blasfeme considerate così sull'Islam, la strage di Charlie Hebdo sfida le democrazie nello stile più nauseante. È una terribile minaccia per la libertà di parola che è il fondamento della vera democrazia. Gli assassini di Parigi sinceramente credevano che gli esseri umani a Charlie Hebdo meritavano di morire a causa delle loro vignette offensive. Si sentivano giustificati dalla loro interpretazione dell'Islam militante. Ma questi tragici eventi hanno anche esposto la nostra ipocrisia, le illusioni, l'evasione che assumiamo per mantenere la pace nel breve termine. Io ho assunto il posto di redattore culturale al mio giornale dopo anni come corrispondente estero a Mosca, dove sono stato con i dissidenti che nella società sovietica avevano la forza della loro fede nella libertà. La dura verità, prosegue Rose, è che l'omicidio di massa di Parigi ha esposto l'ipocrisia anche di tutte quelle brave persone che dichiarano «Je suis Charlie». Purtroppo i governi difendono le restrizioni alla libertà di parola per mantenere la pace ed evitare scontri tra i diversi gruppi. Nel 2004 Theo van Gogh è stato ucciso ad Amsterdam e il ministro olandese della giustizia ha risposto dicendo che la sua vita sarebbe potuta essere salvata se l'Olanda avesse avuto leggi più severe sul discorso dell'odio. Vogliamo vivere in una tirannia del silenzio o difendiamo il diritto di offendere? Emblematico, conclude Giulio Meotti, il fatto che questa settimana il Jyllands-Posten, il giornale di Flemming Rose, sia stato l'unico quotidiano danese a non ripubblicare le vignette di Charlie Hebdo. Il direttore, Mikkelsen, ha detto che la decisione non è autocensura, ma riflette la speciale realtà del giornale, con la sicurezza alzata ai massimi livelli. Flemming Rose commenta così: «Abbiamo paura. Come ho imparato durante i miei 14 anni come corrispondente in Unione Sovietica, una dittatura si dissolve rapidamente quando si dissipa la paura tra i suoi cittadini. Le dittature esistono perché le persone interiorizzano i limiti che le autorità impongono sulla società». Segnaliamo ancora dalla prima pagina del Foglio l'altro articolo, l'ultimo di apertura di prima pagina, sulla violenza dell'Islam che è politica, c'entra poco o nulla con la povertà e l'istruzione. Povertà, mancanza di istruzione e diseguaglianza sarebbero le cause dell'estremismo o del terrorismo dentro l'Europa. Peccato che la popolarità della tesi in questione sia direttamente proporzionale alla scarsità delle sue dimostrazioni scientifiche, e del resto è un classico, si dice sempre così. Poi c'è un corrosivo pezzo di Andrea Marcenaro oggi nella sua rubrica, l'Andreas Version, che è veramente una fucilata, mettiamola così. Mi è arrivata anonima via mail e ve la ripropongo pari pari, scrive Marcenaro. Titolo: una soluzione alla crisi del terrore franco-islamista. Questo attacco sottolinea l'urgenza che la Francia sieda immediatamente al tavolo delle trattative con i francesi musulmani per creare 2 stati per 2 popoli che vivano uno accanto all'altro in pace e sicurezza, con Parigi come capitale condivisa, Gerusalemme. Baci, conclude Andrea Marcenaro. E alla fine della pagina, in fondo pagina, sul Foglio di oggi, il pezzo di Alfonso Berardinelli: non sono Charlie Hebdo e non rido di tutto, men che meno della loro religione minacciosa. Loro sono assassini, vanno combattuti, ma anche sono combattenti di una loro guerra che non capiamo. La loro idea di religione è aberrante, almeno dal punto di vista cristiano, per il quale la Chiesa ha chiesto perdono del rogo di Giordano Bruno, avendo assimilato la lezione dell'illuminismo. Loro sono assassini, scrive Berardinelli, ma io non sono. Noi non siamo esattamente Charlie, non tutti lo siamo, anche se la circostanza ci costringe a dire che lo siamo. A pagina 2 del Foglio, che è praticamente monotematico oggi, ma offre parecchi spunti di riflessione. A pagina 2 c'è l'articolo di Antonio Gurrado sul perché gli illuministi oggi non sarebbero affatto tolleranti con l'Islam, famosa libertà di opinione per cui tutti hanno diritto a esprimere la loro. E poi Umberto Silva, psicoanalista, autore del pezzo intitolato Fanculo lo sdegno, siamo in guerra e combattiamo nel nome del padre, con la P maiuscola. Affanculo lo sdegno, scrive
Umberto Silva, siamo in guerra, andiamo al sodo. Cazzo, non si lasciano in circolazione due fratelli abbandonati dai genitori in tenera età, dagli amici imbottiti di droga e da osceni padrini di sanguinari precetti. Due ragazzi accettati dall'odio e determinati a vendicare l'onore offeso del padre Maometto. Non li si lascia in giro per più di 10 anni ad allenare i muscoli e il rancore, raccattando per strada un tipo che ha una fidanzata piuttosto carina ma idee molte confuse e che ammazzerà un po' di ebrei tanto per fare anche lui qualcosa. E non si lascia sguarnito il luogo dove tutti sanno che la vendetta prima o poi sarà eseguita e i vendicatori sono attesi con una sorta di fiera rassegnazione. L'estrema vignetta di Charbonnier non è una profezia, ma un testamento. Sorgono inquiete domande che esigono precise risposte. Perché il direttore di Charlie Hebdo non ha avuto protezione adeguata? 4 poliziotti blindati e sempre in tiro. Anche se Charbonnier non li avesse chiesti, un governo responsabile avrebbe dovuto imporli. Charbonnier li ha chiesti e non gli sono stati concessi? Lo si è ingannato con ridicole assicurazioni, come se un unico poliziotto potesse salvare lui e i suoi dal jihad? Nemmeno lo sniper di Clint Eastwood ci sarebbe riuscito. E così adesso ci sono i martiri di Voltaire celebrati dall'Occidente e i martiri del Corano, celebrati dall'Oriente ma non solo. Sempre poi dal Foglio, il primo degli editoriali, Una risata li seppellirà, da Aristofane a Charlie, la civiltà della satira a radici sempreverdi, e poi a pagina 3 il pezzo sul Corano, la sura del bottino e la teologia assassina delle banlieue. I fratelli Sherif e Said Kouachi avevano avuto precedenti con la giustizia per partecipazione a circoli jihadisti, ma Hamedi Koulibaly era stato fin da adolescente un piccolo delinquente, ripetutamente condannato per rapina a mano armata e spaccio di droga, prima di incontrare Sherif in carcere ed essere da lui convertito. Mohamed Merah, massacratore di Tolosa 2012, prima di diventare maggiorenne, era stato già condannato 14 volte. Quando si convertì in carcere stava scontando 18 mesi per scippo. Alexandre Daoussi, il 21enne che il 25 maggio 2013 nel sobborgo parigino della Défense pugnalò il soldato Cédric Cordier, aveva iniziato a 14 anni con un arresto per furto con scasso, una carriera da piccolo delinquente che dopo altre condanne per porto illegale d'armi, violazione di domicilio, furto con violenza senza armi, lo aveva portato a 17 anni a convertirsi all'Islam. Il sociologo Samir Amghar, ottobre 2012, aveva fotografato il fenomeno come islamo-banditismo, commentando per Le Figaro l'arresto dei membri di una cellula jihadista francese composta da 11 piccoli delinquenti fra i 19 e i 25 anni. Assistiamo all'emergere di una nuova tendenza del salafismo, composta da delinquenti che spesso si sono convertiti mentre erano in galera e che mantengono le proprie abitudini violente ma le giustificano con ragioni religiose di lotta all'Occidente, diceva il sociologo Samir Amghar. Lo stesso premier francese Valls aveva convenuto che assenza di punti di riferimento e povertà nelle periferie possono condurre alla delinquenza o all'Islam radicale. In realtà il contesto è più antico delle banlieue parigini del XXI secolo, scrive il Foglio. Ti interrogheremo a proposito del bottino e tu di: il bottino appartiene ad Allah e al suo messaggero. È l'esordio dell'8ª sura del Corano, il cui titolo è letteralmente Il bottino. E al versetto 41 la stessa sura del bottino acquisisce la precisione di un commercialista. Sappiate che del bottino che conquisterete, 1/5 appartiene ad Allah e al suo messaggero, ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai viandanti. Il contesto è quello della battaglia di Badr del 624, iniziata con un agguato di seguaci del profeta a una carovana di mercanti pagani della Mecca. Dopo la vittoria, i credenti avevano però iniziato a litigare tra loro per la spartizione e appunto la sura del bottino intervenne per stabilire regole in cui alcuni apologeti intravedono l'inizio dello Stato sociale. Ovviamente l'episodio, scrive il Foglio, va inquadrato in un contesto nel quale la razzia era considerata forma di attività economica. Anzi, rispetto alla mentalità attuale, gli arabi erano forse un passo avanti rispetto ad Aristotele, secondo cui il brigantaggio sarebbe un'attività naturale, il commercio no. Anche la public company, all'origine del capitalismo anglosassone, nasce dalle collette con cui venivano finanziate le spedizioni del corsaro Francis Drake.
che andava peraltro a predare ricchezze che i conquistadores spagnoli avevano a loro volta predato, in nome di una concezione della guerra per diffondere la fede basata sul modello di jihad dell'avversario, negli 8 secoli che era durata la reconquista della penisola iberica. Aristotele, Drake, Cortés e Pizarro però oggi sono storia. La Sura del Bottino, nell'interpretazione integralista, non è storia, ma teologia e modello attuali. Una teologia che, come nel cristianesimo, si rivolge spesso in maniera preferenziale ai marginali, offrendo loro riabilitazione. Ma il ladrone evangelico va in paradiso perché ha espresso pentimento e all'adultera Gesù dice di non peccare più. Al piccolo delinquente islamico la Sura del Bottino può semplicemente suggerire che il problema sta nel gridare Allah Akbar e devolvere un 20% della refurtiva, scrive il Foglio, che poi ospita nella pagina delle lettere pareri diversi sulla manifestazione di Parigi, non tutto oro che luccica, nella manifestazione multiculturale e multiilluminista. Ma c'è anche da segnalare l'inserto del Foglio, 2 pagine in particolare, la pagina 1, con Marianna Rizzini che raccoglie le parole di Matteo Salvini: l'Europa si suiciderà col nichilismo alla Oliviero Toscani. Matteo Salvini in piazza a Parigi non ci sarebbe andato, dice che a quella manifestazione c'era sì una marea di brava gente, forse intenzionata a reagire, ma pure una manciata di ipocriti sfruttatori di folle con la matita in mano. In questi giorni post massacro il leader della Lega dice che la risposta più sbagliata è l'annacquamento dell'identità, il pensiero suicida e nichilista alla Oliviero Toscani, quello di chi è convinto che la soluzione sia eliminare tutte le religioni dalla scena pubblica. Follia, le religioni non sono tutte uguali. Salvini considera ipocrita quelli che sfilano a Parigi ma vogliono in Europa la Turchia di Erdogan, capo di un regime fondamentalista che ha appena fatto arrestare 27 giornalisti. Non vuole riconoscere il genocidio armeno, osserva Salvini, e occupa da decenni una parte di Cipro con distruzione di chiese cristiane. Ha ragione Panebianco, dice Salvini. Panebianco ieri metteva in guardia contro il mantra secondo cui i jihadisti di Parigi avrebbero danneggiato prima di tutto l'Islam e contro la condanna generica che rischia di occultare le contiguità culturali. Hanno ragione, dice Salvini, quelli che coraggiosamente fanno un passo per dire non ci sto. Per esempio il presidente egiziano Al-Sisi, e pazienza se al suo nome viene accostata la qualifica di dittatore. Davanti alle autorità religiose dell'Università Al-Azhar al Cairo, Al-Sisi ha chiesto una rivoluzione nel mondo islamico per sradicare il fanatismo. E però Salvini dice che nelle comunità islamiche europee queste posizioni sono deboli, silenziose e isolate, perché, dice il leader della Lega, si preferisce magari non contrariare chi ha i soldi, chi foraggia, si preferisce l'Arabia Saudita. Chi dialoga con l'Arabia Saudita e poi va in piazza a Parigi ha le idee confuse. Per non dire dei difensori dei diritti dei gay che si stracciano le vesti per qualche convegno sulla famiglia in Italia, poi marciano con regimi che i gay li mettono in galera. In quella piazza a Parigi c'era una marmellata imbarazzante che non aiuta, dice ancora Salvini. Alle comunità islamiche, agli stati islamici, Salvini chiederebbe prima di tutto l'adesione per iscritto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48. Molti in quegli stati e in quelle comunità non la sottoscriverebbero mai, perché convinti che la legge islamica valga più della legge dei singoli stati. Il problema di fondo, e lo ribadisco anche se Beppe Grillo mi dà dell'ignorante, Alfano del terrorista e Renzi del cialtrone, è che l'Islam non può essere trattato come le altre religioni. Fossi ministro dell'Interno, dice Salvini, chiederei dunque, come prerequisito per concessioni di ogni tipo, la sottoscrizione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Sarebbe un primo discrimine, un atto che certifichi che la pensi come il resto del mondo, che è civile. Molto più facile è oggi condannare in piazza, tanto poi non si dirà mai che non si devono accettare finanziamenti da paesi ultra del fondamentalismo. Farebbe come in America dopo l'11 settembre Salvini, un Patriot Act, perché no? Oltre a sospendere gli accordi di Schengen. Siamo un colabrodo, un colapasta ridicolo. Le preoccupazioni per la privacy? Di fronte a certi pericoli, dice Salvini, non ci sono liste passeggeri o telefonate che tengano, ma certo non metterei la pratica in mano a organismi europei non controllati o controllabili. I fatti di Parigi sono anche colpa di un'Europa suicida, con una politica estera demenziale. Se potesse, Salvini metterebbe al Quirinale, dopo Napolitano,
un uomo dal profilo alla Fallaci. Purtroppo i numeri stanno a sinistra, a differenza della rabbia e dell'orgoglio, dice Salvini a colloquio con Marianna Rizzini su Il Foglio. Vi segnalo ancora, rapidissimi e poi ci salutiamo, nella stessa pagina 1 dell'inserto del Foglio, l'Islam moderato non basta, l'articolo di Salvatore Merlo, e l'Islam è la piazza che non c'è, quello di Claudio Cerasa. Dove sono i moderati indignati contro i fanatici? Oggi è come con le BR, bisogna schierarsi. A parlare in questo caso è Piero Fassino, il sindaco di Torino. Noi e l'Islam inconciliabili, dice invece Ostellino. E poi c'è un lungo pezzo di Antonio Pilati, alle radici del disordine, il terrorismo che tracima dal Medio Oriente, le rivendicazioni di potenza delle vecchie nazioni imperiali e le pesanti responsabilità degli Stati Uniti. Purtroppo non abbiamo esaurito la rassegna stampa, ne chiedo scusa, ma sono già le 9:30. Buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Da Media